Eccoci qua. Eccoci qua. Bella raga, tutti il comandante veneziano, vai con le operazioni preliminari e con Gervasi, 2 settimane, infortunato dopo la prima giornata, un inizio un po' curioso per il buon Gervasi. Pappapero, la la la. Operazioni preliminari, la la la. Vai Tosi. Il comanda veneziano, la la la. Eccolo qua. C'è il debutto dei nostri. Le operazioni preliminari. Ok, quanto le godiamo le operazioni preliminari? Ok, beh ragazzi che si parte. Buono. Andiamo raga, allora andiamo sulla chat. Abbiamo già un Gervasi morto, la morte del Gerva. Ok. Allora, ciao David Beckham, ciao Michelotto, ciao Ameliodoni, ciao Mattia Meli, ciao Daniel Andrew Mayweather, ciao Maurizio Michelotto di nuovo, ciao Apicella che ci dona subito nero, Api, il nostro presidente, quanto ti amo cazzo. Ciao Michele Francone, riciao Michelotto, riciao Api, ciao Alessandro, ciao Paul Evan. Raga, ci siamo con i Puskas Award, poi vabbè ragazzi, cioè. Alessandro è stato di diritto. Aspetta. Eh, ok. Ciao Enrico Gazza. Ciao Francone, tutto bene, tutto bene. Comunque Gervasi rotto è veramente qualcosa che va un po' al di là. Ok ragazzi, ho cambiato il modulo, gustatevelo, è un modulo un po' diciamo, ho dovuto sacrificare una punta purtroppo, però secondo me c'è la più copertura intanto. Vediamo se può piacere questo modulo. Alessandro, non prendere paura se sei centrocampista, non sei mediano. È l'unico modo per imbottigliare tutti. Dobbiamo far bene in Serie A. Chi se ne frega dei gol e dei ruoli. Voglio provare a giocare così. Dobbiamo pensare prima alla squadra che alle soddisfazioni personali. A mio parere. Così abbiamo un mediano e un centrocampista, quindi uno che si applica con i piedi e uno invece bravo a difendere. Va bene, ok, perfetto. Ciao Peppe, ciao Christopher Lambert. Un attimo solo, ragazzi, un attimo solo. Scusate un secondo, aspettiamo un attimo. E adesso partiamo. Cosa devo fare? Non mi ricordo neanche più bene. Sono quelle cose belle della vita. Ok. Speriamo, ragazzi. Ciao Giovanni Mancini. Mi dispiace non vedere i due acquisti in questo momento. Il buon Micro Machine, l'americano Machine e sempre Emanuele Ricosta Cannistra, però insomma, dai. Però insomma. Vai tranquillo, il prossimo anno ci saranno due acquisti, sì, quindi potete essere tra quelli. Ciao Marco01, c'è Francone, c'è Sidoti, eh, già non mi ricordo l'altro, perché l'altro non mi ricordo mai. Eh, ciao Nicola Albonetti, ciao a tutti ragazzi. Manca un po' di gente, non sento Terence, Alice Beck forse non viene oggi. Manca un po' di gente, però dai, adesso si può anche partire. Micro lavoro arriva sempre tardi, ok. Raga, andiamo, un solo grido si alzerà. Ciao Hasbrald Game TV. Annuncio squadra nazionale, vediamo se qualcuno va in nazionale. Attenzione, micro, cioè micro in nazionale. Abbiamo comprato un nazionale, ragazzi. Micro in nazionali. Si arriva, incredibile, ragazzi. Micro in nazionale. Ciao Andrea Brogliato. Ciao Lapo Alexander. Cioè, non ci posso credere. Oh, Lorien vuole veneziano. Sì, incredibile, cioè micro avevo acquistato un nazionale, cioè qualcosa che va al di là, pazzesco. Pazzesco. Oh, il ciaune. Ciao Luca LSI. Ciao Zincaro, sono più tranquillo quando c'è Terence.
Sono molto, molto più tranquillo. Dai che andiamo con il nuovo modulo. Venezia-Palermo, non ci credo, la grande rivincita dello scorso campionato. Con questo modulo, un po' curioso, che si può comunque cambiare in corsa se siamo in difficoltà. Siamo molto più bilanciati a centrocampo, per la Serie A è fondamentale. Vai raga, andiamo a spaccare i culi. Cioè, è vero micro americano, quindi è chiaro che ci può stare. Micro machine in America. Io spero nella Giamaica, andiamo in Giamaica a dominare. Ciao Brianzolo Gamer, ciao Fede, grazie. La partita di oggi è tra Venezia e Palermo. Vai raga, si debutta al Pierluigi Penzo e adesso l'obiettivo non è entrare nei mitici award del buon Alessandro, l'importante è vincere il campionato del primo anno, no scherzo. Obiettivo salvezza, vai Michelotto, si comincia Alessandro è tornato nel suo ruolo naturale. Vediamo cosa combina, se abbiamo un mediano, un centrocampista dei piedi non buoni, eccellenti. Vediamo. Vediamo se così Eyman ha più libertà di inventare. Eyman. E subito Eyman. Alex Beck. Prova il cross. Terence. No, di testa purtroppo non è proprio il suo forte. E si vede. Sicuro qui il portiere nell'intervento. Palla che torna nella zona. Vediamo come anche il modulo, si stiamo meglio con 2 punti. Andiamo con 2 punti. No, attenzione Balog. No, chi è questo qua? E subito gol, mamma mia, Serie A sarà dura. Audio non bello, sul gol subito, poi un attimo solo che cerco di sistemare. Ah, giusto, ecco perché, sì, mi ricordo, perché ho messo, quando gioco Eurotrack mi metto il Dolby 7.1. Ok, forse adesso... Va bene, vediamo, aspetto novità, ma dovrebbe andare adesso, non so di quanto, scusate. Vediamo se va. Grande Federico Bertolucci, me lo godo il Bertolucci. È anche un bel nome, Bertolucci. Va meglio l'audio? Aspetta un attimo che ho perso la chat, scusate. Vai. Meglio l'audio? Meglio l'audio, vi prego, Meglio, ok. Raga, parte di partenza di merda, però bisogna sapere se l'audio va bene, non solo da Francone, ma anche dall'altro. No, l'Eutrack lo registrerò stasera, penso. Ok, perfetto. Andiamo, raga, inizio disastroso. Subito il gol del vantaggio. E adesso avranno più spazi. Michelotto, subito errore. Cambio modulo che forse può dare dei problemi all'inizio. Vediamo Paul Eyman. Eyman Gay. Terence. Bravo veneziano, Alexandru comunque in questo ruolo è il suo ruolo naturale. Attenzione Pintus. Pintus. E la difesa sventa il pericolo. Ok, grazie. Ciao Manuel Fodritto. Ciao Alessandro Marotta. Calcio d'angolo, corner kick. Beh Alexandru. Terence ancora di testa, stavolta la mette. Il giamaicano d'oro. Terence, grandissimo assist di Alexandru. Ed è 1-1 subito, micidiale al Pierluigi Penzo, Alexandru Pennella, Terence, in sacca, boom. Non ha potuto fare niente. Si ricomincia da una situazione di parità. Alexandru è partito abbastanza bene. Mentre ancora stavano festeggiando il gol. Vai raga, che bisogna battere il Palermo dopo per vendicare l'anno scorso. Attenzione Alexandru. Mamma Alexandru come è partito. Voglio sentire Eyman, però ho bisogno di Eyman, ho bisogno della sua classe, del suo fosforo, del suo essere così bello, anche se è un po' piccolo. Alexandru è partito leggermente bene in questa Serie A. Infatti l'abbiamo detto anche che è un astro nascente. Beck. Palla in avanti verso il compagno. A capire la difesa, Api. Vuole la profondità. Api. Darkstar, alla fine Darkstar le sue partite se le farà sempre. Darkstar è un giocatore veramente importante. Veneziano per Aris Beck. Dai Ale. Bravissimo Ale per Pintus. Eyman Gay. Peccato Eyman Gay. Ottimo disimpegno, la spazza via. Si è distratto il piccolo Eyman Gay.
Attenzione Pintus, stiamo giocando veramente bene. Alexandru, Heyman, mamma mia. Madonna che Venezia. Questo modulo sembra finalmente valorizzare i nostri trequartisti, i nostri giocatori di forza. Lo sapevo che era una punta il modulo, però bisogna capire il veneziano, perché se il veneziano in forma quando giocano gli altri, questo può essere un problema. Heyman prolungato che non ha dato alcun frutto in questa occasione. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Ciao Riccardo Marchesi. Michelotto. No. Michelotto sembra comunque protetto per il momento. Alice Beck, bravissimo. La dà il Cume. La dà il Cume. Che però il Cume in una posizione non proprio sua. Alexandru. Il Cume prova a rubar palla. No, non è ungherese Dark, è italiano. Passaggio in avanti. Non l'ho capito, non l'ho capito. L'arbitro dice che non è fallo. Prova a saltare il centro. Dai ragazzi, intanto pensiamo alle partite. Ecco Micro, ecco Micro Machine, l'americano, l'unico in nazionale in questo momento. La nazionale ti ha subito preso, caro buon Micro. Queste situazioni in cui c'è superiorità, tu sei americano come le Micro Machine. Decisamente meglio. Micro Machine, signor. Si libera la grande. Grandissimo intervento. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. No! Errore scandaloso di Alice Beck, la regala al Palermo. Questo può entrare subito nei fail. Ciao Nicolò Pardo, non ci credo che errore di Alice Beck. Per giocatori di mi sembra livello. suo l'errore. Evidentemente manca loro la tranquillità. Vediamo. Eh sì, il numero 23, un assist micidiale, non ci credo. Mamma mia che botta questa, subito. Prendiamo parecchi gol, ma questo è un errore clamoroso, vergognoso di Ale. Il tentativo finisce con un nulla di fatto. Mamma mia che inizio. Se qualcuno vuole fare le sintesi può cominciare già con questo. Attenzione, vediamo se si riscatta veneziano, non ce la fa. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le Che squadre. è un erroraccio veramente pesante. Inizia adesso il secondo tempo. Il Venezia ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto. Hanno pareggiato subito bene, però è chiaro che la Serie A è dura, sento la differenza, è veramente diverso. Anche io come mister la sento. Attenzione. Attenzione, Alexandru, Pennella, Alexandru oggi Pennella ragazzi, e non solo oggi. Veneziano la dà a Terence, l'animalone. No, cazzo. Micro, bisogna aggiungere Micro, Attenzione, Alexandru vuole pennellare ancora, Alexandru. Ma di testa, madonna, Cinema di testa va nel best culo in the world. Ho bisogno, sì, telecast, ti aggiungo subito in diretta, buon Micro Machine. Se non ce l'hai fatelo però, mi raccomando, perché è fondamentale. Allora anche Zincaro nel gruppo Telegram, così può votare anche lui, best. Però stiamo pensando un po' troppo alle cagate, ragazzi, cioè. La mette in avanti. Aggiungiamo tutti, però pensiamo alla profondità. La partita. Vai Alice Beck, deve scattarsi Ale. Non ha dubbi l'arbitro. Pardo è un po' curioso. Vai Alice Beck, prova a battere a lui, veneziano in testa, gol. Ale si rifà parzialmente, veneziano subito a 2 partite, 2 gol. Io sto a chi, voi dove cazzo state? Oh yes! Battuta benissimo, lui è stato bravo. Mamma mia che inizio di campionato, gol a raffica, boom! La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso, niente da fare per il portiere. Hanno ritrovato la parità. È il Cume ragazzi, il Cume è partito abbastanza bene in questa Serie A, Alice Beck che li ha portati al gol. Ale si fa parzialmente. Pintus fa una cosa un po' improbabile. Adon errore a Palermo, ha paura ragazzi, il Palermo ha paura. Gravità zero, grande api, grande Vade porco. Alexandru. Poesia in movimento. Mamma mia, sta giocando bene. Pintus. Alamos, mamma mia, come stiamo giocando adesso. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Attenzione, Terence recupera un pallone formidabile. Veneziano, ordina per il tiro. No.
Cosa ha sbagliato di sinistro il Cume? Perché tirare di sinistro? Vediamo. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento Ma puro. perché di sinistro? Nacho Fecca, Dio santo. Ha fatto una cotera anche Terence però, ragazzi. Veneziano. Emangai. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli Bravissimi, avversari. vai Darkstar, Forse bravissimo per questo che Dark. hanno diminuito l'intensità Alexandro, del gioco. Alexandro, Esattamente, cosa si si inventa attaccano per troppo il alla Cume? Mamma mia ragazzi, sto Venezia ci fa sognare. Il Venezia ha effettuato un grande contropiede. Ciao Paola Sono stati Silva, rapidissimi guardate nel trasformare Alexandro la ha palla cominciato recuperata in un abbastanza gol. bene questa stagione. Guardate che assist e Veneziano punisce di punta. 3-2. Sono in vantaggio di un gol. Ciao il Cume è sempre giocato da Ribaltare punta un unica, risultato è sappiamo una il Cume grande quanto può impresa, rendere, però ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se dopo ce c'è la anche faranno. Rocco, deve andare in prestito Rocco, so, questo è duro. Il Cume da solo può fare Decidono di valanghe giocarla di gol. all'indietro. Terence Prova la giocata nello spazio. ci prova un Venezia straripante adesso. Eyman. Peccato Eyman, manca solo Eyman all'appello, cacchio. Michelotto recupera un Prova il pallone. filtrante. Terence. Opportunità di Prova il ripartire. missile, Terence! Mamma! No ragazzi, illegale questo Venezia. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Ciao Levati. C'aveva anche un Vediamo quale russo. compagno cercherà di Vai raggiungere Alexandru. con questo corner. Assist a non finire, finalmente è nato. Alisbeck. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. Qualche cambio, giusto dare spazio a qualcuno. Eyman, mettiamo il nostro Rui Costa. Poi mettiamo l'altro Micro, non è in forma, no, aspettiamo, la mettiamo Zincaro. No, che cazzo, ma no. Michelotto, ok, grazie. Zincaro. E Daniel Andrew per Terence, che così riposa subito. Vai Fioi! Sembra esserci un cambio, vedo già un giocatore pronto a entrare, è lì a bordo campo. Mamma mia ragazzi, che inizio, però calma che non abbiamo ancora vinto niente, eh. Ottimo. Veneziano, no, prende fallo. chiaramente l'avversario, dunque punizione. Vai, dai che Terence ve lo carico, bisogna portare a casa i primi 3 punti, adesso ci credo, eh. Lungo Dopo che passaggio Palermo ci ha rovinato la festa vittoria. Ma Alexandru, come è partito il rumeno, mamma mia, illegale il rumeno. L'astro nascente, no, stiamo attenti, stiamo attenti. Prova la giocata nello spazio. Bravissimo Api, cosa ha fatto Api? Può fare tutto Api, la nostra Api assassina. Cerca spazio. E ancora Api, e da Cannistra che la perde. Prova a verticalizzare. Occhio ragazzi, no, che è in difesa, abbiamo Tiro. gol. È super Incredibile, portiere. abbiamo tanti quei problemi in difesa. Un gol molto importante. Mamma mia, che match tra Sono neopromosse, tornati in ragazzi. partita. Quando tutto sembrava perduto hanno trovato la forza di reagire e riaprire la gara. Davanti alla porta. Tranquillo, Tutto Micro, sei solo. nazionale Non americana, poteva so che abbiamo sbagliare. pareggiato. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Abbiamo una difesa che fa un po' Parità fatica, ancora. Questa squadra non muore mai. Il Palermo ora ha l'inerzia della partita a suo favore. Può provare a vincerla. Porca puttana, porca miseria, Pintus. No. Che vittoria buttata Ha la via. possibilità di andare verso la porta. Da Alexandro. Cerca spazio. E Alexandro ancora inventa. Veneziano adesso qua è un po' da solo, chiaramente l'unica pecca. Daniel Andrew prova una cosa un po' dura. Un po' troppo dura forse. Ah, che peccato, mi stavo già pregustando la vittoria, Dio santo. Morganella.
Il recupero Siamo al è quasi finito, 90esimo. adesso Questo arriverà il Palermo è la fischio nostra bestia nera. Bravo Daniel. Adesso vediamo di aggiungere Poco Micro prudente allora. il portiere. Anche Zincaro. Zincaro non ci vuole dare il Ottimo nome. disimpegno, Zincaro. fondamentale. Zincaro non ci dà il nome Telegram. Ah, che cagata di partita. E l'arbitro dice che può bastare. È stata una partita ricca di gol, nessuno è riuscito a prevalere. A entrambe le squadre si sono giocate la gara secondo le loro possibilità di questo momento. Poi è chiaro, il risultato lo Peccato perché determinano abbiamo anche gli buttato via una bella episodi. occasione. Oggi è andata così. Migliore in campo Balog, Veneziano 8 È davvero addirittura, tutto. Grazie 5 e per averci mezzo seguito il in questa bella centrocampo serata e la di calcio. difesa. Grazie a tutti. In E realtà grazie male anche un po' al nostro tutti. Luca Marchegiani. A parte Alexandro Terence, Alice Beck e Veneziano. Veneziano 8 addirittura mostruoso il Kuma. Aspetta un attimo, mettiamo Telegram. Poi però pensiamo a giocare perché brutta cappella purtroppo. Brutta cappella. Aggiungi membro Alessandro Zincaro, vediamo. Però guarda che forse a me serve il nick, però. Infatti non ti trovo Zincaro. Non trovo neanche il micro per... Che nervi, oh, che nervi. Guardate il nickname, ragazzi. Tasto con le tre righette alla veneziano. Tasto sì, con le tre righette in alto a sinistra e cercate impostazioni, la trovate. Perché non trovo nessuno dei due. Higuain ha vinto, bravo Higuain. Pupillo 1, Daniel Andrew, il Duca. Apicella ha fatto un'ottima impressione. Ha giocato anche bene. Ale 8, Zincaro, aspetta. Adesso lo metto. Ale 8. Eccolo qua. Zincaro è dentro. Manca solo Micro. Micro Machine, manca solo lui. E votate, ragazzi, sono gli ultimi 50, non so se c'è, votate i migliori gol, assist e parate. Vediamo, manca solo Micro. Che nervi che ho, ragazzi, ho dei nervi a fior di pelle per sto pareggio. Micro non mi scrive. Vabbè, il microne non ci scrive, quando mi scrive possiamo andare. Vabbè, andiamo con la partita, speriamo di incontrare una big. Voglio l'Inter, voglio segnare, voglio battere l'Inter, cazzo. Juventus Venezia, attenzione allo Juventus Stadium, iniziano le partite, quelle belle, quelle da Marco Ardito resta impassibile mentre risponde. Ragazzi, il veneziano comincia a essere un leader però, Ok, aggiungete voi. Ok, Veneziano è anche in forma, sarà un po' dura per gli altri, attenzione, anche Cannistra in forma, Micro in forma. Però Alexandro, mamma mia che sfiga. Oh. Proviamolo al posto di Michelotto. Tanto anche lui è mediano, se la possono giocare. Rocco Barocco e così. Rocco Barocco, all'Ivenese può fare anche trequartista. So, finché il Cume è così, il Bode non avrà moltissimo spazio. Gervasi torna al posto di Darkstar. E andiamo. Eva non si può levare adesso. Ciao Fabrizio Bianchini. Vai ragazzi, questo è veramente un big match. Un saluto Vediamo a tutti cosa i combina il telespettatori Venezia a dal Torino. Juventus Stadium di Torino. Vai! La partita di oggi è tra Juventus e Venezia. Sono Fabio Caressa e con me c'è Debutto Luca al primo minuto Marchegiani. per Micro Machine, Tutto l'americano pronto? che non ti Siamo per raccontarvi aspetta. questa L'americano sfida. bello, Grazie, Fabio. l'americano che però Mi non ci auguro di scrive assistere a una il bella suo, partita il suo insieme a te cazzo e a tutti gli appassionati del bel coso calcio. Telegram. Vabbè, pensateci voi, se lo scrive aggiungetelo voi. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave? Apicella che ormai Direi è Claudio anche lui un leader Marchisio, consumato. uno dei Pintus. centrocampisti più completi in circolazione.
Può giocare Veneziano come basso, ma anche in sbaglia ma la riprende. Ed è bravo sia in fase Alice Beck. difensiva che in quella offensiva. Eman Gai però no. E gli Di piace testa. giocare a tutto campo. Alexandru, È utilissimo missile fuori di nella poco. partita. È un giocatore capace di fare sempre la cosa giusta e fa davvero la differenza. Sì, anch'io credo che sarà un giocatore fondamentale in questa gara. Dai Eyman, cazzo, vogliamo Eyman, il nostro gioiellino Eyman, uno degli uomini più belli della partita. Pensate agli altri. Dai raga, dai. Con la Juve basta anche un punto. Veneziano, mamma mia, Gigione l'ha presa abbastanza bene. Qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Adesso pensiamo a giocare, però basta cazzate, basta tutto. C'è solo il campo adesso, Alexandru, il pittore. Poesia in movimento, gravità zero. La da Nasdaq. Nasdaq comincia, ragazzi, Nasdaq comincia. Si parte con un fallo laterale. Dai Fioi. La Juventus. Ancora Alexandru, mamma mia Alexandru, come è partito in questa stagione in A. Apicella. Un allenatore fa un po' il non Bonucci, vince il Api. campionato e la Coppa di Lega Ancora in Api. questa stagione per caso. È un professionista molto serio e Bellissimo preparato, per e l'ha Pintus. dimostrato ampiamente. E ancora Nasdaq. Veneziano, proprio una cosa un po' improbabile, ma stiamo dominando la Juventus Stadium. Siamo in 67 ragazzi. Incredibile, tutti vogliono entrare nella squadra del Cume. State nelle live e potete entrare, se poi donate 1000 euro, ancora meglio. Dopo questa possiamo anche andarcene. Attenzione Alexandru, Eman Gai. Veneziano, sbaglia un po' qua Veneziano. Apicella, grande Api. Però dopo Api non molto. sbaglia il passaggio. Non è stato un grande estimatore di questa tattica. Bravissimo, eccolo qua il nostro Fellaini, il nostro micro. All'area di rigore gli attaccanti, gli uomini che hanno maggiori capacità di segnare. Non è quello il loro posto. Attenzione, vai Paul. Sta Juve, giochi in contropiede, poi ce lo mette in culo. Mamma mia, roba no. 70 addirittura. Chiamate micro, siamo in 70, entriamo in tendenza, dimostriamo a tutti cos'è il canale del Cumendone, il canale che fa giocare gli iscritti, lo zoccolo duro, perché siete voi tutto. Però vinciamo, ragazzi. Mamma mia, stiamo subendo adesso. Adesso cominciamo a subire. Nella partita precedente ha raccolto un pareggio. Mamma mia, Pintus, è illegale Pintus in 99 stati. Riconquista la palla. Lallana, chi la scorsa partita ha realizzato l'assist del gol del pareggio. Vai, attenzione, Eman Gai, un uomo bello, un uomo bellissimo, che però la perde ancora Eyman, mamma mia. Sto fisico di Eyman, bisogna fargli mangiare i bomboloni Eyman. Alexandru. Nostra musica e magia Eyman, Alice Beck recuperato dopo il brutto errore. Poi Eman Gai. Bravo Poi Eman Gai, questo devi fare Alexandru. Veneziano, lunga. No, forse no. Alice Beck la prende, ma c'è ancora Gigi. Ciao Ancio 15. Non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Prova a metterla subito in aria. Arriva Higuain. Dai raga, sveglia però. Alamos, bravo Alamos. Terence va un po' a vuoto. Terence ha bisogno della bamba. Bambona per Terence. Lallana ha preso la Juve intanto. Micro, bravo Eyman. Il Cume prova a girarla, il Cume per Alexandru, ma la perde. Il Cume non è nei passaggi della sua arma di seduzione. Il pallone largo con Igua, Mito. Ciao Manupelle. Gervasi. Micro Machine, vai Micro Machine. Lungo passaggio. Micro Machine, ma sbaglia tutto. Lallana. Sarebbe bello espugnare il Juventus Stadium, ma anche un pareggio non lo butterei via. Ancora Pintus, fra un po' lo vorranno le grandi squadre. Eyman per Beck. Veneziano, mamma mia il Cume. Mamma mia il Cume. Micro, non la prende. Fa serve il miglior Gervasi anche. Eyman la recupera da gran campione. Queste sono le cose che voglio da te, Mini Paul. Attenzione Eyman. Dopo Eyman sbaglia il passaggio semplice. Ciao Lorenzo Brandoni, ciao Nicola Favini. I primi 45 minuti di gioco, tutti a prendere un tè caldo. La difesa fino a qui è stata perfetta, non ha praticamente consentito mai agli attaccanti di giocare. Stanno facendo davvero molto bene. Un buon primo tempo, stiamo tenendo botta per il secondo ci offra qualcosa di più, francamente. Vai. Si parte per la seconda frazione di gioco.
Vai Pintus. Il Venezia ha giocato meglio nel complesso. Benissimo, abbiamo giocato meglio nel complesso. Veneziano fa una cosa un po' improbabile. Veneziano di testa. Peccato, era buona per Pelé Mangai. Concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. Bella palla. Ad allargare No, Eyman, ti prego, non scrivermi così. Pensiamo alla partita a Eyman. Vai a Mangai. Alice Beck. Mangai. Questo deve fare Mangai. Pintus, madonna Pintus. Pintus l'incredibile Venezia. Non ci credo. Cosa mi ha preso Buffon? No, Alice. Cosa mi ha preso Buffon? Guardate la prodezza di Pintus. Pintus è veramente il caffone, anche più conti. Veneziano era gol. Buffon la prende. Questa è la Serie A, ragazzi. Non ci credo. Cosa mi ha preso, e poi Terence non riesce a finalizzare, Alexandro. Però Veneziano in una forma straordinaria, non è stata colpa sua in questo caso. Ha disputato una partita molto spettacolare, conclusa con il risultato di 3-3. C'è la palla lunga. Come si dice, un Buffon illegale. Alexandro ancora, stavolta il Cume non ci arriva. Ottimo il suo senso della posizione. Alice Beck si è proprio ripreso molto bene dopo l'erroraccio. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Stiamo dominando ancora questo delle Alpi, ragazzi. Evento stadio. Alice Beck. Veneziano ancora, ma però Veneziano sta diventando un attaccante fenomenale. Terence, bravissimo Terence, la dà. No, offside. Guardalini ha alzato la barriera. C'è qualche protesta, ma credo che il Guardalini abbia visto bene. Speriamo, Federico Levati. Stiamo dominando, è spaventoso quello che sta succedendo allo Juventus Stadium. Micro. Gravità zero, poesia in movimento, la dà ad Alice Beck. Alice Beck prova l'ennesimo cross e stavolta ancora Veneziano, sfigatissimo il Cume, mamma mia. Questi in Serie B entravano sicuramente. Micro prova un tiro impensabile, vabbè, bravo Micro. Esatto. Se ti abbassi troppo lasci molti spazi davanti. Aggiungiamo Micro, ad esempio grande. Micro ha fatto un tiro un po' del cazzo, ma va bene. È il suo debutto al primo minuto, ci può stare per Micro. Veneziano pazzesco, però. Veneziano pazzesco, 2 gol fatti. Mettiamo il Bode però adesso, che magari il Cume è un po' sfortunato. Gervasi. Madonna, cosa l'ha fatto il Gerva? Chiellini. Il portiere la calcia lontano. Buffon ha fatto di tutto oggi, Micro. Veneziano scatenato. Però cosa sta Veneziano a Terence? Cosa da Veneziano a Terence? Terence deve solo appoggiare a qualcuno. Paul Heyman di testa! Heyman la mette di testa! Musica e magia Heyman di testa! Viene giù tutta! Viene giù Juventus Stadio! Incredibile Heyman! Siamo sopra Torino! Siamo sopra Torino! Stiamo calmi, siamo sopra Torino. Molto importante, se continuare così stiamo oppure buoni. effettuare un cambio tattico. No, merda, no, Certo, subito. Bravissimo agire, Api. Ma cosa ha fatto Heyman? L'avevo detto. Sembra la stagione della rinascita di Heyman ed Alexandro, ma anche Terence. E ancora un Venezia straripante. La Moss, la mette in mezzo per qualcuno. Terence non ci arriva. Mamma mia. Non è vero. Questa neopromossa è impazzita. Alexandro da Veneziano. Intervento al limite. Mettiamo il Bode negli ultimi 15 minuti. Come sembra un po' stanco. Esce Terence, dentro Daniel Andrew. Ultimo cambio. Mettiamo Zincaro, diamo un po' di riposo a Deve, cerchiamo di difenderci adesso con 2 medianacci. Dicksteiner. Bella serie di passaggi. Vi prego, Apicella, intervento perfetto, ma dai. Madonna Heyman, cosa ha fatto Heyman? Ti prego Heyman, scrivimi che mi vuoi bene, ti scongiuro Heyman, scrivimi che mi vuoi bene. Fallaccio sul Bode, bruttissimo. Parcheggiamolo. Può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. C'è tensione adesso, c'è molta tensione. Api la butta su, non vuole rischiare. Vai Api. Forse un po' troppo. E il difensore respinge. Daniel Andrew.
Niente da fare. Dimmi che mi vuoi bene, Heyman, ti prego. Ti prego, Heyman. Micro, va bene, buttiamoli giù, buttiamoli giù. Ti amo, porco, sì, ammonito Micro, ma non me ne frega niente. Siamo sopra con un gol di Heyman di testa, il più basso della squadra. Ciao Umberto Guccioni. Ecco che Guccioni è uno che può essere acquistato tranquillamente se viene sempre nelle live come sta facendo Gervasio. Guccioni, però lo vedo classico difensore. Centrale no, no. Grande mito. Bode di testa. 83esimo. No, adesso, per cortesia Pintus, torna indietro Pintus. No, gol. Mamma mia, l'ho vista dentro. È stato dell'attaccante, sì, sarà solo rimessa da fondo. Ragazzi, per piacere, sembra un'impresa storica, cazzo, da foto di Michelotto. Fate la sintesi qualcuno, vi prego, vi do un bacino se la fate. Fate già troppo per me, come io spero di fare qualcosa per voi, di regalarmi un sorriso, di regalarvi qualcosa, voi regalatemi la sintesi. E le foto, ma stiamo calmi, non è successo ancora niente, Attenzione Quadrado. No. Ecco. Ora Heyman come le direttive Heyman. Le direttive di Heyman, signori. Le direttive di Heyman. Buttala su, Mito, buttala su. Attenzione Pintus, lo sta decidendo l'uomo più discusso dell'anno scorso. Pintus, Daniel, mamma mia, Daniel Andrew, mamma come giochiamo bene tutti però. Stiamo saliti tutti bene. Ecco Darkstar, anche tu Darkstar. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può. Dai ragazzi, per piacere, vai con i progetti, ma dopo per piacere, vai Bode, tira il missile per chiuderla. Vabbè, ma tanto è fuori, perdiamo tempo. Sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. Non abbiamo ancora una squadra da perdere tempo, non possiamo gestire ragazzi, non abbiamo ancora un palleggio così incredibile. Poi abbiamo due mediani adesso centrocampo. Fischia arbitro. Fischia però, dai, che merda, non fischia. E ai Gervasi, il Bode, Ma è da solo. il Bode la regala Daniel Andrew. Questo era forse anche fallo. E si va a vincere allo Juventus Stadium. Si va a vincere, pianto. La decide Heyman di testa. Neanche nelle trame di Hitchcock una roba del genere. Neanche nelle trame di Hitchcock. Che grande Terence che ha fatto l'assist. No, Terence che l'ha fatto Alistair, non mi ricordo. Forse Terence. Non lo so. Heyman migliore in campo. La favola di Heyman, ragazzi. Mi sembra Terence. Comunque la favola di Heyman. Dall'altro anno c'è la favola di Heyman. Apicella è pazzo! No, vabbè, un malato. Attenzione, abbiamo un malato. Apicella ha voluto mettere il suo budget tutto su questa partita ed è giusto. Grande Apicella. Siamo ottavi. Ti amo, Apicella. Hai fatto una cosa che va al di là, sinceramente, però ti voglio bene. Abbiamo tutti il presidente, chi fa i video, chi fa tutto. Mamma mia, sono andato, Fiori, sono andato, Fiori. Con una squadra di morti, perché siamo tutti un po' morti. Abbiamo vinto lo Juventus Stadium, ragazzi. Mamma mia, il Milan è ultimo, non me ne frega niente. Andate a fare in culo un Milan di merda. Sono milanista che da sempre ho rinunciato a tutto per il Milan, anche alla figa tante volte pur di guardarmi la partita, ma adesso basta, c'è solo il Venezia. Mamma mia. Non c'è nessuno dei nostri, scandalo, ma ce ne freghiamo. Siamo in 71, cazzo. Siamo in Juventus, adesso c'è il Milan, adesso c'è la mia squadra, cazzo. C'è il Milan. Mamma mia, non ce la faccio più, siamo già impazziti alla terza partita. Mamma mia. Salviamo, che se c'è salvataggio non me ne frega, adesso il Milan rimanerà ultimo perché li battiamo anche loro. Battiamo anche il Milan, lo so. Andiamo. Mamma mia, vediamo chi in fondo da pensare anche questo in Serie A. Veneziano, Michelotto, ancora distrutto. Michelotto è partito male purtroppo, Zincaro c'è. Michelotto è partito male. Anche il Bode è in forma, cazzo. Però tutti sono in forma, se no potevo anche cambiare modulo, ma in questo caso non vale la pena.
Cannistra anche lui, un po' sfortunato Cannistra, che è nella miglior stagione, la seconda stagione la sta dominando. Attenzione, Darkstar messo malissimo, mettiamo Gervasi. Darkstar ha fatto le prime 2 partite bene, adesso è un po' in calo. E va bene così. E andiamo, vediamo con chi gioca il Milan, scusate. Kalinic, Simao, Sousa, Bonaventura, Viglia, Mauri, Conti, Romagnoli, Bonucci, squadra di merda, ok. Però è sempre il Milan, attenzione. Speriamo, Gabriel, speriamo. In questo momento Terence sei troppo galvanizzato, hai fatto di tutto Terence. Può far tutto Terence. Vai raga. Prima vittoria incredibile allo Juventus Stadium, la Juve che ha vinto il campionato e la Coppa Italia. E Milan. Sono Fabio Caressa, qui accanto a me Luca Marchegiani. Stiamo calmi però, non abbiamo ancora fatto niente, Perché siamo tutti in forma, cazzo. Di questa gara. Grazie Fabio, è un piacere commentare questa partita insieme a te. Sarà Simao giovane forse. Attenzione Heyman! Subito Heyman! Boom! No. Non è vero. Non è vero quello che sta succedendo. Non è vero. Guardate Heyman quello che deve fare. Veneziano la mette. Ragazzi, questo modulo sembra qualcosa di illegale. Io lo sapevo, l'avevo anche detto che è una punta, però non volevo togliere attaccanti, ma è anche il mio modulo, cioè lo gioco io bene anche come allenatore. Terence, mamma mia cosa ha fatto Heyman, però che assist di Heyman. Ha perso le prime 3 partite della stagione. E Milan le ha perse tutte finora, cerchiamo di fare perdere anche la quarta. Ma soprattutto per il morale. No, che cagata qua di Gervasone, ma recupera Pintus. Pinot! Sicuro qui l'intervento del portiere. Mamma mia Heyman, ragazzi. Mamma, il porco di Paul. Lungo passaggio in avanti. Bravissimo, vai Mito. Rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Palla in profondità sulla attenzione, no! Gol. Madonna, qualcuno si vuole bene in questo inizio però, concludere meglio qui. Sì, sicuramente. Come gioca Polema. Deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Apicella. Pintus. Sembra un Venezia da Scudetto, stiamo zitti però mi sto un po' gasando. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio. Attenzione Simao, che sporco il tacco. Simao. Palla larga in profondità. Pallone verso il palo più lontano. Bravissimo Alamos. Attenzione Heyman, ormai Heyman sembra un altro giocatore. Heyman. Madonna, cosa fa Heyman? Terence. Terence, vede il cume. Vede il cume! Mamma mia! Illegale il cume. Vuole prendersi tutto Veneziano. Gabriel non l'ha vista partire. Probabilmente la difesa gli ha Mamma mia. Terence al bacio ancora e Veneziano mette un gol spaventoso di piede che non è il suo punto forte. Sull'1-0 non esiste questa live, non esiste, non riesco a crederci. Terence, Heyman, a una punta siamo mostruosi. Stiamo calmi, però abbiamo tutti i giocatori in forma, è quello che ci sta dando una mano. Tutti con le frecce al massimo. Conti, il nostro grande Conti. Ma no, che ce frega di Andrea Conti, noi ci abbiamo Pintus gol. Alessio Romagnoli riceve un'ottima apertura. Alexandro. C'è la palla lunga in avanti. Veneziano per Polemangai. Reduce da una vittoria bella ma sofferta. Polemangai, back. Bonucci respinge il tentativo dell'avversario. Un Venezia stratosferico per il momento. Apicella, anche con classe. Apicella un po' gasatello, ma ci sta il nostro presidente Alexandru, cosa dà ancora Veneziano? Oh, mamma mia! Sta venendo tutto, raga! Mamma mia, non ci credo.
Mamma mia, mamma mia, mamma mia, assist di Alexandro, non ci sto credendo a quel che succede, non ci sto credendo, le sto segnando tutte come un cecchino. Emangai, ancora Emangai, veneziano, e sono 4, poker del Cume, spaventoso, spaventoso. No, Michele è impazzito, ma siamo tutti impazziti. Mamma mia, non ci credo. Mamma mia, non ci credo. Pure Mangai così. Non ci voglio credere. Non ci credo. Apicella è impazzito. Apicella è impazzito. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Apicella è impazzito. Apicella è impazzito. Sto segnando qualsiasi cosa. E assist da parte di tutti. Non ce la faccio, è incredibile. E continuiamo. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica. Non ci credo. Poker in 36 minuti. Questo è, ecco, se si può mettere un'altra Howard, la Howard, come cazzo si dice. Mettiamo miglior prestazione in una singola partita. In questo momento forse il veneziano in testa, però gli assist di Terence, Alexandro e Paul sono incredibili. Sto riperdendo la voce, ragazzi. La sto riperdendo. Gervasi la prende, sembriamo indiavolati. Siamo noi diavoli. Veneziano fa anche gli assist. Terence. Veneziano. Mamma mia. Ottimo l'intervento del portiere. L'azione di contropiede è stata veramente... Mamma mia. E arriva il Mamma mia, qualcosa che va al di là. Non capita spesso di trovarsi negli spogliatoi. Mamma mia. Adesso dovranno solamente gestire. Mamma mia. Il secondo tempo è cominciato. Mamma mia. Appoggia il pallone largo con eleganza. No, Gervasi, piccolo errore. Siamo un po' galvanizzati. Ci sta tutto, veneziano. Bisogna essere precisi. Pole Mangai. Vuole la profondità. Mamma mia, cosa è successo? Palla giocata alta sulla fascia. Cerca di allargare il gioco, il tentativo però non è dei migliori. Apicella è pazzo. Ma che respiro. Apicella è pazzo. Cerca spazio. Il presidente è pazzo. La prima assassina è pazzo. Alice Ci Beck. prova. Mamma mia. Bella parata. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. Mamma mia. Passaggio in avanti. Palla lunga a cercare il compagno. Mamma mia, cosa stiamo combinando? Non ce la faccio. Trova bene il compagno. No, brutto rigore. Rigore del presidente, è impazzito il presidente. Ce l'ha spostata bene. Apicella giallo, Apicella è impazzito. Apicella è impazzito. Ciao Riccardo Verdi. Il fallo è stata la conseguenza Apicella è di una situazione di impazzito. estremo pericolo. La difesa era Manca solo la parata di Mito e andiamo a casa. Manca solo la parata di Mito e andiamo a casa. Mamma mia, peccato. Possono tornare a sperare. Ha mantenuto i nervi saldi, freddissimo. Peccato. Il portiere ha intuito Siamo un po' esaltati, ragazzi, ma non scusate. è riuscito a pararlo. Veneziano. Rodriguez apre il conto dei gol per questa stagione. Alice Beck. Il Q, madonna. Con questo gol dimostrano quantomeno di non aver staccato la spina del Scusate, sto morendo. Alexandro. Salta Alice Beck. in testa. E il portiere dice di no. Tutto troppo semplice, io non ho parole. Adesso Fabio c'è molto movimento sugli esterni. Eh sì, Luca. Gervasi. Anch'io, è vero. Credo che stiano provando ad allargare gli spazi per favorire no, ragazzi, gli calma inserimenti però. al centro o per cercare di mettere palloni pericolosi in mezzo. Terence. Siamo un po' sopra le righe, specialmente l'allenatore che non capisce più niente. Adesso tra poco facciamo i cambi, ma tra poco. Terence. Prova la giocata nello spazio. Madonna, Veneziano è monumentale. Veneziano ha fatto poker in 36 minuti. Pallone morbido verso la fascia. Attenzione, la difesa sta un po'. E intercetta opportunamente, Pintus. visto che l'azione era pericolosa. Alamos. La difesa non fa niente, la difesa è forte. Terence. Prova il filtrato. Attenzione, Bonaventura. Mamma mia, calma, non ha sfruttato bene questa opportunità. È vero, normale, il Milan, la reazione del Milan ci sta. Che gli arrivasse la palla. Si è coordinato bene, ma ha sbagliato la conclusione lo stesso.
La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in Assistentesimo varo di Kamica perché la squadra sembra un per po' questo che hanno diminuito risaltata, un po' pressing. troppo. Esattamente, si attaccano troppo la Allenatore palla in e si primis. fanno superare. No, Picella si fa per fare. Mamma mia. E arrivare subito alla Picella, hanno ragione. hai fatto una donazioni che non hanno senso logico in 10 stati. Ti mettiamo in panchina perché tu secondo me ti sei fatto di bamba in maniera abbastanza devastante. Mettiamo Darkstar. Diamo fiducia a Daniel Andrew. Il come non posso toglierlo, ragazzi, perché possiamo provare il 5 gol. Standing ovation per Paul Heyman. Sembra esserci un cambio. Vedo già un giocatore pronto a entrare. È lì a bordo campo. Mamma mia, mamma mia. Mi dispiace che in tutto questo non c'è ancora Michelotto in una forma decisamente oscena. Veneziano. A te tutto in 36 minuti. È il nuovo hashtag, tutto in 36 minuti. Rodriguez. Non ho parole, ragazzi, non ho parole di quello che è successo. È stato un brivido. Io non riesco a non pensare a quello che è successo, scusate. Canistra. Pallone alto nello spazio. Canistra, vuole che lui buon tiro, dai. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Non ho capito, ma Apicella ha fatto 20 euro, cioè non sono i 10 euro di prima, perché non ha senso quello che ha fatto Api. Cioè non ha senso, ragazzi. Non ha senso Api. Non ha niente da ridere, perché è successo il finimondo, Fiori. È da fare una compilation su questi 36 minuti, su quello, io non so come risultato. Ma non so cosa ha fatto Api, sinceramente. Non capisco i 20 euro di Api, se sono 20 non li capisco. C'è un presidente così, non l'ho mai visto, neanche veramente neanche il Molati dei bei tempi. 21 euro per la precisione, no, non ha senso. Calcio di punizione. Cosa ha fatto Api, ragazzi? Abbiamo tutto. Il bello di questa serie è che abbiamo tutto. Abbiamo chi fa i video, chi addirittura dona soldi. Io mi sento anche quasi in imbarazzo, ragazzi, perché sono tantissimi soldi. Sono veramente troppi. Vuol dire che quello che faccio piace. Cioè, io l'ho creato questa cosa per divertirci insieme. Sta venendo fuori un capolavoro, ma stiamo calmi. Però sta partita mi sta dando emozioni da scudetto. Sono sincero, ragazzi, per quella con la Juve. Si faceva molto pericolosa. Gervasi. No, io Gervasi, sono impazzito, Daniel. Rodriguez. Il Milan sta per concludere un'altra partita a 0 punti, la quarta di fila, sembra essere vittima di una vera e propria maledizione. Ciao Ali HD, ciao a tutti, diamo tutti, cazzo. Pericolo sventato. Era un po' passata la tosse e è tornato. La mette sulla sinistra. Mark Pintus. Il fisico e conquista il pallone. Attenzione spazio. Pintus per Veneziano, come lo togli? Sicuro qui il portiere nell'intervento. Bonucci. Mi dispiace perché non farò giocare il Bode, però sto come cazzo lo togli? Ottima. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Mamma mia. E il portiere la fa sua. Mamma mia. Non ce la faccio più già, Bella palla. Madonna, cosa ha fatto Canistra? Canistra per Alexandro, vuole il gol. Mamma mia, Alexandro. Ma sono saliti in canto dai 2 trequartisti, ragazzi. Cioè, è impressionante. È impressionante. C'è sto modo, ma io lo sapevo che sto modulo rafforzava loro. Non pensavo così, però. Ci mette il fisico. Speriamo di non tornare sulla terra. Daniel Andrew. Veneziano per Daniel Andrew, bellissimo. Per Canistra. Ottimo disimpegno, la spazza via. Gervasi. Zincaro. Calcio di punizione. Like, mettete like, vi prego, ce lo meritiamo tutti. Gervasi, Zincaro, Alexandro, Canistra. Fallo forse sul Cani, ma non ce ne frega niente. E finisce qua, ragazzi, monumentali tutti. Monumentali tutti. Si incazza giustamente il portiere. Ha preso 4 bombe dal re dei re. Il Cumendone veneziano, gravità 0, 8,5. Cioè, incredibilmente 5,5 da difesa. Forse perché non ha fatto niente, probabilmente. Alice Beck 5, 4,5 da Daniel. Cioè, boh. Vabbè. Non svegliatemi più. Forse era troppo anche volere. Tanto il Palermo va giù il Bologna prima, Madonna il Genoa. Tutto senza senso, siamo settimi, siamo in Europa League. Apicella 87 in difesa Api, no vabbè,
Veneziano 84 di roba generale. Voti molto senso. Ecco Ivan. Attenzione, attenzione, ancora Micro che con gli Stati Uniti sta dominando la scena. Salviamo che si salva automaticamente, salviamo tutto. Sì, statistiche, calma. Facciamo tutto. Mettete like, ma non per me, non me ne frega niente, per me il canale non è più un canale ormai, è una condivisione per noi. È il nostro canale a tutti gli effetti. Mamma mia, sono finito. Italia, Serie A Team, la classifica ci vede al 7° posto con 8 punti, siamo tutti là, però disastro Milan che ha 0 punti, l'Inter molto bassa, Napoli lo stesso, dobbiamo sfruttare questo momento pazzoide del campionato. Classifica gol, Veneziano a 7 gol, non è però super in fuga perché c'è Immobile a 5, ma un veneziano senza un senso, logique. Attenzione, andiamo a vedere gli assist. Negli assist, Alexandru Eva con 4 è il capocannoniere degli assist, poi Poleman 2, Alice Beck 1, non vedo te, ah sì, anche Terence 2, perfetto. Guardiamo quelli in prestito. No, capito niente. Come si vede? Gigi Palla. Non si può vedere. Non da qua, allora aspetta. Allora, Gigi Palla. Gigi Palla. Ma non si vedono i gol però. Va bene Canistra, va bene, ma non si vedono però i gol, ragazzi, cazzo. Purtroppo non si vedono, possiamo vedere solo i miglioramenti ancora a 79 Gigi Palla. Veramente Api può diventare lo sponsor del canale, perché cioè, è impressionante. Non si vedono i gol purtroppo. Siamo Gervasi così, però Darkstar ha buone possibilità di giocare tanto, Bisogna dare i campionati allora. 80 Canistra. Venezia-Lazio, mamma mia che inizio. Non lo so neanch'io, vecchio, non lo so neanch'io. Dopo guardo per la prossima volta, dai. Non lo so neanch'io, onestamente. Allora, dov'è? Non mi ricordo più dove sono i giocatori. Vabbè, Pirri la Sapecoense, il Bursa Sport, quindi non ha campionato. Belic è solo forse in Europa League. Vediamo se Belic è in Europa League. Non lo vedo. O c'è? Forse in Champions allora. Non possiamo, facciamo questo, però non possiamo perdere 10 anni su ste cose, perché non possiamo perdere. È vero che devo un attimo riposarmi. Bursa Sport non lo vedo. Boh. Vai. Andiamo avanti ragazzi, lo vedremo con calma. Adesso vorrei giocare. È vero. Vediamo un po', siamo subito alla sfida tra due bombe. Ah, la veneziana è una cosa, anche il Bode. Poi adesso ho la possibilità di mettere il Bode. Ok. Perché il Bode deve giocare, ragazzi. Ok, la facciamo così. Ok, però lo mettiamo un po' più basso. Questi sono i due moduli. Alerek torna al posto di Pintus. Diamo riposo a Picella in forma strepitosa. Daniel Andrew lo mettiamo qua. Diamo fiducia a Darkstar.
Veramente abbiamo trovato le partite incredibili. Nicolò Pardo. Vediamo. Proviamo a mettere Pardo. Speriamo bene. Vai. Vediamo ragazzi cosa combiniamo. Siamo contro la Lazio. Benvenuti a tutti. Siamo contro la Lazio. Una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la lo so Alessandro, però bisogna vedere anche le forme, perché abbiamo giocato così bene, perché eravamo tutti quanti verdi e celesti, ma siamo prontissimi per non è sempre Natale purtroppo. Vediamo, vogliamo comunque giocare un po' tutti all'inizio. Daniel Andrew. A tutti gli appassionati che amano questo grande sport. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Sceglierei il velocissimo Felipe Anderson. Attenzione subito Immobile che vuole rispondere a Veneziano. È difficilissimo da marcare Michelotto. per qualsiasi difensore. Arma letale. Molto veloce, ha una grande tecnica che gli permette di essere micidiale nell'1 contro 1. E quando salta l'uomo ha sempre la soluzione. Attenzione Caicedo punisce. E c'è il gol della Lazio. Siamo tornati sulla terra ragazzi. Caicedo subito, appena non siamo in forma prendiamo gol. gol. Difesa fino all'ultimo istante per poi partire al momento giusto. Ecco Nasdaq. Però intanto abbiamo preso il gol subito. Hanno trovato subito il gol del vantaggio. Oh ragazzi, se il modulo, se vediamo grosse differenze. La mette sulla sinistra. Terence. Scodella il cross. Sì, torniamo alla realtà. Il problema è che il modulo è simile al discorso. Mamma mia. Se ne va. Mamma mia, Immobile non lo teniamo. Immobile. Mamma mia, Mito ci salva gol. Mamma non è stato un gran tiro, da lì poteva fare decisamente meglio. Un contropiede molto. Siamo tornati sulla terra, calma. Abbiamo fatto 2 miracoli, di cui quella col Milan rimarrà, penso, negli annali per sempre del canale, anche come trofeo del canale. Con 21 euro di Apicella, che è abbastanza impazzito. Calma ragazzi, calma. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Eravamo tutti in forma, abbiamo sfruttato il momento d'oro che eravamo in forma, però vedo, calma, però stiamo zitti. Ma non riesce a metterla dentro. Michelotto. Prova un traversone dalla tre quarti. Il Bode. Vuole la profondità. Il Bode veneziano, prova una cosa un po' difficile. E toglie la palla dalla zona rossa. Il Bode è punta, il Bode è punta, però con la posizione seconda punta. Non c'entra niente con il trequartista, ragazzi, non ve lo dico, che magari non lo sapete. Il Bode è prima punta di ruolo, seconda punta di posizione, che è un po' il suo ruolo naturale. Allarga sulla fascia. Vai Aleric. Traversone in arrivo. Chiede scusa ai compagni, questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Bravo Pardo, pardone. Bode, arma letale. Felipe Anderson la gioca a sinistra. Bravo Api. Daniel Andrew. Veneziano. La giocata nello spazio. Veneziano per Aleric. Ecco il traversone. Partito bene Aleric. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Grazie Darkstar. Attenzione Terence che a sinistra fa danni, comunque è fortissimo Terence. La mette in mezzo. Attenzione il Cume. Riceve il passaggio. Daniel! Ci prova. Non ci credo. Attenzione, Il Bode cosa prova? Il Bode. Mamma mia. Dai che ci siamo, non è il modulo. È la forma che cambia, chiaramente non possiamo essere già continui tutte le partite. Ciao Pep. Anche Pep, già Pep, però uno che entra molto, Cominciamo a essere veramente in tanti. Il portiere la calcia lontano. L'azione si sta Vai Michelotto, un inizio difficile per Michelotto quest'anno. Dai Miche, bravissimo Miche. Il rumeno. Veneziano, vede Daniel, ancora Daniel che sta proponendo bene anche Daniel, giochiamo tutti bene. Rigore, dai però. Giochiamo tutti bene quest'anno. Lazio, squadra tosta. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Michelotto non riesce a recuperare, ma c'è Terence. Effetto Sara Terence e la perde. Cerca però la profondità sulla fascia. Stefan De Vrij. Bravo Terence che dà fastidio, incredibile, però la Lazio gioca benissimo. La Lazio per fortuna qua. Sì, Michelotto fuori forma e... Palla in avanti verso il compagno. Quindi ha giocato poco, quindi un inizio non facile. Terence. Appoggia il pallone largo Bode. con eleganza.
Va bene, altro rigore non dato, diamo fastidio. Terence. Occhio che prova da fuori. Peccato. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. Dopo il gol subito stiamo migliorando comunque. Parolo prova a velocizzare il gioco. Cosa è successo? Non si crede. Abbiamo ancora la Sbornia, c'è poco da fare, ma è anche giusto, non è una promossa che fa 6 punti così. Prova il filtrante. Veneziano. Passaggio intercettato. Ce lo meritiamo anche. Allontana il pericolo. Ce lo meritiamo sinceramente. Poteva essere un contropiede interessante. Se la pareggiamo è meglio. Peccato. Parolo. Ecco Immobile. Cerca spazio. Api, bravissimo. No. Prova a tirare. Grande mito. Bravo Alere. Primo tempo che finisce qui. Devono continuare a credere in se stessi e insistere nel sì. loro modo di giocare. Hai ragione Michelotto, poi ti posso dare ragione, situazione. però non contestare il mister. Quanto amo Michelotto. Si parte per la Un seconda bell'uomo. di gioco. Il nostro Gulliver. Il Venezia adesso non deve farsi prendere dal Trovare i soprannomi per nervosismo tutti e cedere comunque. alla tentazione di gettarsi in avanti in modo Veneziano. scomposto, facendo saltare tutti gli equilibri. Veneziano C'è ad ancora Alexandro. tutto il secondo tempo davanti per ribaltare il risultato. È bello poterlo dire, manca il nostro Paul Heyman, manca veramente la genialità di Heyman. Bellissimo poterlo dire finalmente. La Alere. mette in mezzo. Terence! No. Va rapido sulla No, spinta. vabbè. Arma letale! Cosa ha preso su Terence? La prima di testa è illegale in 59 stati. E dopo ancora di piede. Parolo. Non siamo fortunati sta La gioca partita, sulla destra. Però, anche con la Juve è cominciata così e dopo. Ottima pressione la sua. Va arma Palla letale. liberata. Ah, non è fallo. Credo però che ci sia fuori gioco, sì è così. Non ci credo neanch'io. Un miracolo sceno. We are the champion. Mai Michelotto. Immobile non può essere pericoloso. Vai se ragazzi, viene vai costretto a ragazzi, giocare siamo così, ancora, non spalle riusciamo alla ancora a essere porta. troppo tristi anche se perdiamo, La perché siamo difesa ancora fa il suo, sull'effetto allontana la droga. palla. Alexandro no, Alexandro Ha fa una mancato cosa il un po' bersaglio. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. Michelotto ha fatto una cosa un po' difficile anche per un campione come lui. La Lazio. Attenzione Heyman dal campo è nervoso, vuole entrare perché si vede troppo ingiustizia e meritiamo almeno il pareggio minimo e stiamo pareggiando, perdendo. Tutti gli allenatori ci sono Alexandro. abituati. In questo Il caso Cumera dal devo Bode. dire la verità, Fabio, Arma mi trovo letale. anche d'accordo, perché il modo in cui ha messo in campo la squadra non mi ha assolutamente convinto. Bravo Michelotto, e dopo però fa un brutto Lazio fallo ha Michelotto, un'impostazione di bruttissimo gioco fallo ben di precisa, Michelotto. che cerca di sfruttare Perso al palla, ha massimo cercato le subito di fasce recuperarla laterali. ma in malo modo. Tentano spesso di sfondare sugli esterni. Veneziano, la vede Cerca di Bodesius, sfruttare vai tutta la Bode, forza del campo, vai Bode, di sfuggire alla difesa no, avversaria, e per non puoi creare farmi sti pericoli errori partendo però con la dalle forma fasce che hai, controsse. mamma mia, ma Cristo di Dio. L'arbitro lo chiama, cartellino Ha giallo. ammonito Michelotto, Si è ricordato bruttissimo nonostante il fallo. vantaggio, bravo. Bisogna far cambio. Bode è poco convincente. Entra Heyman Guy. Esce Michelotto che ha preso una munizione veramente brutta. Entra Micro e Alice Beck per portarla a casa almeno il pareggio. Vai Fioi. Parolo. Passaggio in avanti. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Prova Sì, il Michelotto ha filtrante. perso palla, ha fatto subito una munizione bruttina. Vai Veneziano, subito per Daniel Andrew, Queste peccato. situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Alexandro. Cerca spazio. Alex superatissimo, Grande si movimento sente per la nello mancanza di spazio. Pintus, è Si spaventosa libera sta la cosa. grande. Ci prova di Mamma testa. mia, veramente qualcuno Ha ci vuole fallito bene una comunque. clamorosa occasione. L'azione di contropiede è stata veramente ottima. Peccato per il tiro, non irresistibile.
La difesa sta lavorando molto per... No, errore qua del nostro Api. Beh, forse è per questo che hanno diminuito Alexandro. l'intensità del pressing. Esattamente, Veneziano. si attaccano troppo la palla e si fanno superare. Gli avversari Terence. sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al portiere. Hanno ragione a essere cauti. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Bravissimo Api, qua la recupera ma la riperde in maniera ancora brutale, che sempre superato. Hanno toccato nel modo giusto il pallone. E passa! Grande forza fisica, non si è fatto Siamo tornati sulla terra, raga, purtroppo. Vediamo se qualcuno ci riporta in paradiso. Anche un pareggio sarebbe perfetto. Terence contro una squadra come la Lazio. Terence. Eyman la perde. Fallo su Eyman, brutto fallo su... Ai 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 Eyman. Ai 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 Eyman. Paul Sardo Gai sullo sfondo, ma Eyman si è fatto male. Eyman si è fatto male. Bruttissimo colpo al volto, schifoso, Sav. No, vabbè. Non ci credo, però. Attenzione, Eyman vuole provarla in una forma stratosferica e ci vuole provare. Madonna, Eyman l'ho vista dentro. Al gol. È stata una questione di centimetri. Mamma mia, che brutto fallo su Eyman, però. Brutto. Eyman, subito Eyman gliela ridà. Guarda come si incazza, subito gliela ridata Eyman. Giallo per Eyman, va benissimo. Sì. Ha ragione Eyman, ha spaccato il labbro, cazzo. Grande Eyman, così ti voglio, Cristo santo. Prova la giocata nello spazio. Vai, possiamo ancora tornare in paradiso. Ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Veneziano. Eyman può lanciare benissimo Lisbeck. Mamma mia come gioca Eyman. Ha spazio sulla fascia. Qualcuno dei nostri veneziani. No, madonna, se entrava questo andavo a casa. Fallosa, nessun dubbio. Fallo, ma dove? No, vabbè, dai, cioè. Diamo fastidio. Vergognoso. Lancio lungo del portiere. Vergognoso. Bravo Micro Machine. Felipe Anderson, autore di un assist oggi. Immobile. Bravi, dai che ci stiamo credendo, però mi piace questa cosa. Lisbeck, si è visto poco il rumeno oggi. Poteva essere un contropiede interessante. C'è bisogno di un po' di riposo. Attenzione Eyman. Eyman geniale per Veneziano. Veneziano la mette in mezzo, non ci voglio credere. Alexandro, 1, 2, 3, ci abbracciamo. Eccolo qua, preparatevi che i festeggiamenti. Mamma mia, Eyman ancora di testa, Eyman scatenato comunque. Cerca lo spunto. Lisbeck. Alerec la butta in mezzo, Veneziano. La timbra sempre il Cume. 1-1. Hanno trovato il pareggio quando tutto sembrava perduto. Che bomber, signori, che bomber. Ha benissimo di testa sul cross, peraltro preciso. Grande Alerec. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di testa. Non puoi parare anche questo, Cristo. Hanno trovato la parità. Tutti che festeggiano, anche Pintus che oggi è in riposo. Ma Alerec l'ha sostituito bene, anche se è chiaro che la spinta di Pintus manca da morire. Ecco Immobile. E adesso, no, siamo al 90esimo, però l'abbiamo... Addio, calma. Per l'apoteosi. No, di là qua, dove dare il Cume al rumeno. Il passaggio è scarso il Cume. Barolo. Attenzione ancora rumeno però, e ci crediamo ancora, peccato. Vabbè, va bene, sono felicissimo, va benissimo, il mister è contento. Va benissimo. Dice che può bastare. Va benissimo. Ancora imbattuti e silenzio. Spettacolo. Nessuno però è riuscito a prevalere. Lisbeck, ti sei perso 2 partite epiche di cui Venezia e Milan, ripeto, i 36 minuti più incredibili della storia, con 21 euro di donazione di Apicella. C'è una roba, il Milan vince finalmente. Tanto il Verona è primo, un campionato veramente pazzoide in questo momento. E il Cume ed Eyman, squadra della settimana. Apicella in forma, Veneziano 89. Che è successo? Guardatelo dopo. Adesso l'Inter, tutte subito le abbiamo. E qua voglio segnare, siamo la prima a San Siro.
Speriamo di essere in forma. Ma squalificato. No, boh. Che gol di veneziano. Ecco, veneziano è fuori forma. Però fortunatamente nessuno in forma. Bene. Cannistrà ha una grande chance. Alexandro in forma. Entra Zincaro. Apicella c'è. Gervasi non c'è. Entra Dragstar. Pintus torna. Mencarelli per Alex Beck, che è un po' meno in forma adesso. E anche Daniel Andrew, però sì, bisogna, non possiamo dare con. Abbiamo visto che le freccette verdi contano un po'. Allora abbiamo anche Arek, mettiamo Arek che ha fatto l'assist. Icardi versus veneziano. Giusto, è contento Gecoso. Ok. Prima San Siro, ragazzi. Icardi versus veneziano. Veneziano sta veramente in un momento no d'oro di più. Ale, con calma, vatti a sentire la la telecronaca di Venezia-Milan. Più celebri e titolate, Milan e Inter. E dopo mi racconti. La partita di oggi è tra internazionale. Eccolo qua, questa è bellissima. Siamo abbastanza informati, visto che le freccette contano tanto, però. Tutto pronto, non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni di questa gara. Un saluto a te, Fabio, e a tutti i tifosi. Veneziano vuole segnare contro l'Inter a tutti i costi. Attenzione, calma, calma. Luca, chi pensi possa essere il giocatore bravo Ale. oggi? Mauro Icardi, un giocatore che a livello giovanile faceva parlare molto di sé e che ha confermato le aspettative. È il classico centrale. Vogliamo rimanere in paradiso, ci siamo ancora col pareggio. Vogliamo rimanerci. È un giocatore che dà molta profondità all'attacco e Icardi, dormita, mamma. C'è il gol dell'Inter. Icardi ci punisce subito, mamma mia. Non è colpa di nessuno qua, bravi loro. Per fare un gol simile ci vuole tecnica e velocità bravi di pensiero. loro. Veramente fantastico. Mauro Icardi realizza il quarto gol stagionale. Stiamo calmi, ragazzi. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. E anche oggi sono partiti male, prendendo subito gol. Prova il filtrante. Pintus, no, ho sbagliato io. È occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre. Dobbiamo tenere un po' la calma perché, oddio, mamma mia che Inter Icardi, boom. Mamma mia. Questo è l'incontrare di Venezia-Milan. Mamma mia Icardi. 1-2 veramente da capo. Grande azione, tutta la squadra si è mossa Poco da fare. perfettamente, con i tempi giusti. Ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede. Mauro Icardi batte il portiere per la quinta volta in questa quinto gol di Icardi, ragazzi, non riusciamo neanche a andare avanti in da un netto 2-0. Sì, decisamente siamo tornati sulla terra. Ora possono permettersi di controllarla. Proprio contro l'Inter mi dispiace, attenzione, no, la dormita ancora, ma dai però, ho capito perdere, però 3-0 subito. E non poteva mancare un'occasione del genere. Ah, proprio con l'Inter, tutta morti, devo vincere, perdere tutte e vincere con l'Inter. Dio Cristo del cazzo, scusate. Perisic. Mamma mia, ci siamo imbambolati, adesso siamo tutti gasati. Sapevo io, hanno fatto male quelle due vittorie. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno. No, non tocchiamo palla, ragazzi, non tocchiamo palla. Non so chi ha fatto l'errore sul gol, ma sinceramente non mi interessa in questo momento, neanche visto. Forse a Picella. Sì, questa è proprio partita abbastanza da dimenticare. Torniamo sulla terra, ragazzi, adesso è ufficiale. Cannistrà, Alexandro. Mamma mia, bel tiro. Una buona palla. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Sì, ti devo donare io adesso. Prova a saltare il centrocampo. Vabbè, non ridiamo troppo perché comunque siamo ancora troppo euforici. Ci sta, però non figure di merda, grazie. Trova il compagno. Mamma mia, mamma ecco mia. Che fa il tiro. Beh, non è stato un gran tiro, da lì poteva fare decisamente meglio. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito.
Vedi, abbiamo Ale che guarda il Milan, ragazzi. Cioè, anche per questo stiamo perdendo Ale. Sei un gran giocatore, però non devi stare vicino a noi in Darkstar ammonito. Proprio. Speriamo che sia solo un episodio. Prova la giocata nello spazio. Mencarelli, l'uomo ordinario. Pintus. Daniel. Valero allontana il pallone. Quindi mettiamo Mencarelli, sarà il geometra. La fascia. E Zincaro. Si sta giocando da mezz'ora. Vede libero il compagno. Credo però che ci sia fuorigioco, sì, è così. Il fuorigioco c'è. Sì, no, al primo tempo cambio modulo, metto 2 punte. Il portiere la calcia lontano. Vuole la profondità. Veneziano è troppo solo oggi. Ottimo intervento. Candreva. Quando non siamo in forma abbiamo sfruttato un sogno lungo 5 partite. Ma dai, però, cioè veramente siamo passati da stelle alla merda. Guarda che nervosi che siamo. Anche Pintus si incazza, che non si incazza mai. Mamma mia, anche Pintus. Spostarci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Ciao Bartolucci, ciao caro. Ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Sì, Barocco entra dentro il secondo tempo, ragazzi. Cannistrà purtroppo ha scelto la partita sbagliata per essere titolare. Certo che senza Eman si spegne la luce, è bellissimo dirlo, però non passa. Forse sentiva la pressione di Gigi Paolo, non lo so. Prova il filtrante. Vai Daniel, cerchiamo di salvare almeno il salvabile. Andrew, il Duca. Se ne va. Il Duca la mette in mezzo, il Duca. Alexandru, madonna che gol! Mamma mia Alexandru, bravissimo Alexandru, 3-1. Qualcuno vuole farsi tornare nella nuvoletta del paradiso perché grandissimo Alexandru su grandissimo assist del Duca. Veramente grande Duca e grandissimo Alexandru. Si riparte con 2 reti adesso da recuperare. Molto bene. Candreva. Non cambierà la partita, però Alexandru. Costringe la fallo su Alexandru. Che bello, quanto mi diverto, ragazzi. Grazie a tutti voi che mi seguite. Darkstar. Pintus. Anche quando vuole di bestemmiare mi diverto. Mencarelli. Il geometra. Mencarelli. Dopo chiaramente posso cambiare i soprannomi in caso di... Candreva. In caso chiaramente di prestazioni belle. Brutte no, rimane quello, però per le belle. Sì. Ci mette il piede e conquista il pallone. Contrasto irregolare. La cambia, crediamoci. Palla larga. Vedo Veneziano, sapevo con l'Inter faccio sempre cagare proprio perché voglio segnare sempre, non segno mai. No, dai! E fallo. Ho detto che sta Inter un po' di culo ce l'ha, però secondo tempo mettiamo 2 punte. Ocio no. È mancata un po' di precisione. Secondo tempo Ha colpito 2 bene. cambi li Non faccio. credo che avrebbe potuto fare meglio di così. Ho bisogno della velocità di Terence, però ho paura, Posto c'ho il geometra. Riesce a determinare Zincaro. da solo l'esito di una partita. Peccato. Finisce un primo tempo brutto, ma Alexandru ha tenuto in vita una minima speranza di pareggio. Devo togliere Cannistrà, autore di una prova veramente abbastanza insomma, male. Il Kuma lo teniamo ancora un po', poi mettiamo il Bode. Adesso torniamo con il modulo vecchio stile che ci ha portato in Serie A. Così anche è più bello che cambiamo i moduli in corso, diventa ancora più reale. Ok. Però Daniel Andrew ha fatto un assist. Mencarelli, mi dispiace, io ti voglio bene, però ho bisogno in questo momento della velocità di Terence. Terence ti ho messo, io credo in te Terence. L'unica cosa che non hai torto su quello che dici, però ecco Terence subito vuole subito dimostrare che l'allenatore ha ragione. Pintus, eccolo qua l'asse Pintus, attenzione, silenzio dopo un minuto. Il Kuma ha ragione, l'allenatore ha sempre ragione e il Kuma intanto segna a San Siro. Bacia a tutti, ma stiamo calmi, non è successo niente. Io giuro che se succede il nostro anno, ragazzi. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione. Ho ragione Terence, hai visto? Se succede. Il pallone preciso. Niente da fare per il portiere.
Si ricomincia con un solo gol di scarto. Dovevano segnare prima possibile in questo secondo tempo e l'hanno fatto. Ora devono puntare Io ho segnato al anche a San pareggio. Siro, vaffanculo. Joe Miranda. Calma. L'azione si stava facendo pericolosa. ma ha preso Alexandru, in bene qualsiasi il tempo modo e si è giochiamo messo in bene, mezzo. questo è importante comunque. Icardi. Bravissimo. No, no, no. Tempo, calcio di Va punizione. bene, va bene. Molti dubbi sulla decisione dell'arbitro. Diamogli aria. Ciao, ciao, mi hai detto tu di giocare come secondo portiere. Ma ho messo questo Peo, ho messo la modo della giocabilità. Cambia tanto, no, la beffano. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Due milanisti hanno segnato, vaffanculo, ma Pintus, ragazzi, che giocatore Pintus. Terence, ho fatto bene a metterlo, Terence ha cambiato la partita. Cerca spazio. Terence, C'è un bel pallone in avanti. Rocco Barocco, ha difficoltà. Pericolo sventato al Ciao Simone Vanni. Stiamo calmi, stiamo calmi. Adesso niente ancora. Terence la chiama, Terence di personalità. Cross verso il centro dell'area. Mamma mia, ma si succede, Messo ragazzi. fuori dalla difesa. Qualcuno si vuole rifar riportare in paradiso, ma è ancora lunga, bisogna pareggiarla e sarà durissima. Terence. Mauro Icardi ha già messo a No, brutto fallo qua del rumeno, ai ai ai. Troppa foga nel prenderla. L'arbitro che sa Meno cartellino. male, solo giallo. È giallo. Il Venezia ora ha 3 giocatori a muniti. Ma poi Charmi non è neanche su Telegram. Voi chiedete Telegram se potete, ma solo quando ci siano pause. Tutti insieme per il sogno. Soltanto rimessa laterale qui. Se succede crollare lo stadio. La mette sulla sinistra. Bravo Mito, dai, crediamoci. Veneziano. Sembra un po' stanco il Buona Cume la però, profondità. sì. Ottima pressione. Adesso mettiamo il bode. Al 70°. Passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Poteva essere un Mamma mia, non so che ha fatto questo interessante assist, ma è micidiale. Peccato. Ma il Cume è andato. Come è andato? Cume gli do anche un turno di riposo la prossima, starà proprio in panchina perché non posso neanche distruggerlo. In questi casi difendere con tanti uomini in mezzo è una buona idea, Luca? Sì o no? Apicella, cosa ha fatto Api? Orientativamente sì. Attenzione Rocco, Rischia che lo stilista. portando tanti Lo stilista uomini cosa fa lo probabilmente stilista? Madonna, aveva fatto un scopri numero di spalla e di altre zone del piede. campo. Tipo per esempio ti può capitare di restare Quando sei in scoperto forma durante giochi i Charmi, quarti. che fatalità ha vinto è sempre uguale a Se te ti o abbassi meglio di troppo, te. lasci molti spazi davanti che gli avversari possono sfruttare, ad esempio Il colpendo la Cume distanza. per Rocco, una coppia strana che non va Prova molto a giocare d'accordo. nello spazio. Terence sei solo. Terence. Può calciare a rete. Buono il cross tagliato. Prova Non la ci conclusione credo! aerea. Non ci credo, Daniel! Daniel, ti amo, cazzo! Daniel, ti Sono amo! tornati in partita 3-3. quando tutto sembrava Qualcuno perduto, ci hanno vuole in trovato la forza paradiso. di reagire e riaprire la gara. Qualcuno ci vuole in paradiso. Un cross perfetto. Cosa ha fatto Terence? Non lo vuole. Poteva Terence dice che non deve sbagliare. giocare. C'era scritto basta spingere. Terence non si muove più da Ottimo là. questo colpo di testa, preciso Oh mio ed Dio. efficace. La Non mi traiettoria svegliate, del non mi pallone era svegliate. perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Non mi svegliate. E sono riusciti svegliate. nell'impresa di rimontare lo svantaggio. Sono di nuovo Siamo ancora in parità. paradiso. Adesso Interessante per vedere se bere ambrosia. uno slancio Per bere con- l'ambrosia. Mamma mia, per bere l'ambrosia con i dei dell'Olimpo. Non ci credo la 3-0. Adesso entrambe le Stiamo- squadre devono è il fare nostro molta anno, attenzione raga. a non scoprirsi, Sembra il nostro anno. mantenere i nervi saldi, pronti a sfruttare la minima occasione. Fallo del Bode. Azione fallosa, nessun dubbio. Sembra il nostro anno. Mamma mia, Terence ormai è inamovibile, non mi interessa. Terence è la tua bamba. Mamma, Terence può vincere tutto, Terence. Può fare tutto, Terence. Vuole Dai la per l'ambrosia. Oddio, Rocco, l'Inter è finita, l'Inter è finita. passa. Rocco. Mamma mia. Ranocchia. Dai, per recupera bere un pallone ambrosia. importante. Sulla destra. Ci Perisic. credo, da 3-0, da 3-0. Cerca spazio. No, non possiamo... Daniel Andrew, grande, ma c'è Daniel Andrew? Riceve in ottima No! posizione. C'è Daniel Andrew, voglio sapere se c'è Daniel. C'è la palla lunga in avanti. Se non si è perso qualcosa di epico. Cavallero. No. Possibilità per Candreva. Bravissimi, Fallo, Buffal, non mi calcio di interessa. punizione. Brutto l'intervento. Mamma mia, quanti Adesso gialli. inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui.
E ora sono 4. Eccolo Daniel, ecco il Duca. Quanto stai godendo, mio Duca? Apicella? Cosa ha fatto Api? Spazza via. Io ci credo, raga, io ci credo. Nagatomo cerca il passaggio profondo. Mamma mia, l'ho vista dentro. Ottimo colpo di testa, fuori davvero di niente. Siamo ancora in paradiso. Siamo ancora in paradiso. Con convinzione, è mancata solo un po' di precisione. Mamma mia. Mamma mia. Terence. Terence l'ha messa bene, Rocco non è molto in forma. No, dai, però. Mamma mia, ragazzi, una sfilza di gialli incredibile. La sentiamo un po' sta partita. Parte da 50 euro se succede. No, ma non può succedere, ragazzi. Da 3-0, 4-3, non posso. Comunque è già un miracolo, Prova la giocata nello spazio. No, rosso per Pintus. Mamma mia, ci costa cara sta di monta, Ma Terence come lo difende? Intervento chiaramente falloso. Però ha fatto bene a buttarlo giù, ragazzi, stava partendo Nagatomo. Infatti c'è il secondo cartellino, ma che ingenuità, che ingenuità. A giudicare da quanto abbiamo visto, però c'è ben poco da protestare. 11 falli abbiamo fatto. Dovrà affrontare il resto della partita in 10. Ragazzi, devo difendermi a tutti i costi perché sto pareggio comunque vale 10 vittorie, eccetera. 3-0 no. Allarga sulla fascia. No, Mito. Ti amo, Mito. Il Bode è entrato male. Sta giocando male, proprio il Bode non sta giocando bene. Buon 3-3. Ancora imbattuti, raga. È stata una partita ricca di gol, nessuno è riuscito a prevalere. A entrambe le squadre si sono giocate la gara. Purtroppo mancava troppo poco, ragazzi. Di questo momento. Ma va bene così, siamo partiti con un 3-0 in 10 minuti. Determinano anche gli episodi. Oggi è andata così. E non mi resta che salutare. Sono strafelice, ancora imbattuti. Icardi a 8, giustamente. Grazie anche al nostro Canistra, purtroppo, male. Apicella, no, vabbè, ragazzi. Il signor Apicella, non lo so, non so che dire. O manda i soldi sapendo che poi li riprende perché si sta svenando oggi Apicella. Siamo sesti comunque, il Milan ha perso ancora, sì, beh, giusto. Il Bologna è ancora in testa, la Lazio prima, madonna che campionato, stiamo sfruttando un campionato pazzo, Io posso solo dire che vuol dire che apprezzate quello che sto facendo, me lo faccio col divertimento. Gigi Palla 80, buone Gigi. Elastico, Alex Beck è proprio yoga bonito, Migliore attacco, speriamo che sarà una team cup con la Sampdoria. Vogliamo la team Cats. Però devo fare un po' di turnover, raga, perché la squadra è stanca, È un giocatore irrinunciabile. Che giocatori sono i nazionali? Non me lo dice? Boh. Lo so, Api, lo so. Lo so. Un po' di turnover, ragazzi. È importante la Coppa Italia. Il Cume è stanco. Mettiamo Rocco. Teniamo Canistra che voglio riprovarlo. Mettiamo Micro e Zincaro. Mettiamo Alerek, tanto Pintus lo mettiamo che poi mettiamo Dark Star, mettiamo Charmy, Poleman ce lo cazziamo nel secondo tempo, purtroppo sono troppo fuori forma questi, non posso mettere, ragazzi. Mettiamo il Mencarelli, diamo un turno di riposo a Terence perché Terence è fondamentale. Mi dispiace ma il campionato al momento ha una valenza più importante. Vai. Penso di averlo messo. Non l'ho messo Michelotto. Come? No, cazzo, non l'ho messo, mi sono sbagliato. A tutti. Ci attende una grande no, la cagare, scusate. I giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Lo metto al secondo tempo, scusa Michelotto, volevo metterti. È stato in velocità. Che bello il pallone, che figo. Scusami che ti metto al secondo tempo. Scusami che. Prova il cross. E subito fallo. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Brutto l'intervento. Adesso sì, scusa Michelotto, purtroppo non puoi dire che come forma hai cominciato bene, però Michelotto anche giusto, insomma. Però volevo metterti oggi. Sono dimenticato, scusami. Alex Beck.
Cannistra purtroppo. Guarda che bello il pallone, che figo. Comunque ragazzi, con questa patch di Smoke più altri kick, anche sto PES non è fatto bene adesso, cazzo, come giocabilità e tutto. Ci stiamo divertendo a sbrega, mai farà successo con PES a parte il 13. Bravo Ale. Grazie caro. Lo chiama cartellino giallo. Si è ricordato nonostante il vantaggio, bravo. Ma guarda Michelotto, come si incazza oggi Michelotto? Oggi Michelotto protesta perché forse non è protagonista di questa live, ma lo sei lo stesso Michelotto. Primo perché ci sei. Silvestre. E secondo perché nessuno si dimentica quello che hai fatto per portarci in A. Adesso, a mio parere da allenatore, non sei in forma. Cross. Bella palla. Quagliarella. Darkstar. Cannistra. Pret. Si divincola. Contrasto irregolare e dunque calcio di punizione. No, non può giocare. Sì, la diventa un mito 13. Tutti con Michelotto, ora la sua occasione Michelotto, sì. Micro. Occhio che prova da fuori. Mamma mia, buon tiro di Micro. Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. Stanno giocando un ottimo primo tempo e si sono già creati 2 occasioni importanti. L'atteggiamento è quello giusto. Ora però devono sistemare la mira. Ocio. Ricardo Alvarez effettua il lancio sulla fascia. Sì, bravissimo Alexandro, ci ho pensato anch'io. Vabbè, datemi cazzo, stiamo andando tranquilli. Comunque è importante, però ciò che stiamo facendo in campionato è più andiamo in Europa. Campionato non ci credo, però le grandi stanno faticando tutte. Mencarelli. Pallone alto nello spazio. Cannistra. Niente, Cannistra venuto in difficoltà il nostro Rui Costa. Prova la giocata nello spazio. Mamma mia, Quagliarella, il Quaglia. Madonna, grandissimo Charmi. Forse è andato via Charmi, peccato, grande parata. Mencarelli. Continua ad andare, palla al piede. Geometra. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Cerca l'uomo là. Comunque tra i best, tra i premi, Alexandro devi mettere già dall'altro anno, quindi devi aggiungerne uno se hai voglia. MVP della stagione, che per carità come ha fatto il capocannoniere del miglior voto, però uno può votare anche un altro. Prova un quindi io lo metterei. Rocco Barocco, lo stilista. Compagni, giustamente, ha bisogno Cannistra. di supporto. Cannistra fa fatica. Sembra il problema del primo anno. È interessante questo, peccato. Solo che il primo anno c'è un po' di ambientamento, può essere per i trequartisti un ruolo difficile, uno dei più difficili. Appoggia il pallone largo con eleganza. Ancora Charmi, bravissimo. Il difensore respinge. Bravo Eyman, grazie. Eyman che è un attimo a riposo, ma è chiaro che Eyman è inamovibile perché sta facendo una stagione. Stiamo subendo molto gol. Gol della Sampdoria. A Venezia anche, cazzo, 1-0, porca. Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che nessun portiere al mondo ci sarebbe arrivato. Bellissima conclusione, angolatissima. Bisogna provare anche le riserve per capire come giocano. E il risultato si sblocca, 1-0. Sono Ma dov'è il fallo? Piuttosto evidente per la verità. Se avete voglia lasciate un like ragazzi, non per me ma per questi ragazzi che si impegnano a far diventare la serie bellissima. Mamma mia Charmi. Hanno trovato il gol. Turnover che non paga. Controllo della gara. Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Questo è un clamoroso errore di marcatura. Senti un cazzo, non siamo capaci a giocare. Di fronte alla porta e sperare che non faccia gol. 2-0 in casa è finita. Ricardo Alvarez ha realizzato 2 gol in questa competizione. Cioè Ricky Alvarez. 2-0 dunque. Sull'1-0 nelle coppe facciamo fatica. Ora possono permettersi di controllarla. Duvan Zapata ha tentato in tutti Mamma i modi mia, di raggiungere Zapata, il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Sì, bisogna provarlo il turnover perché sennò. Cerca spazio. Charmi ha scelto una partita un po' brutta per fare l'esordio. Lo stilista. Buon tiro. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Ciao Gabriele Marchi. Non è stata una brutta conclusione, ma da quella distanza le probabilità di segnare sono meno di 0. Pret.
Pretto sarà Praet. Riccardo Alvarez vuole la profondità. Attenzione. Prova la giocata. Bravo Rocco e Zincaro non c'è. Fallo. Ma dove fischia questi falli? Boh. Comunque se Mencarelli è il geometra, Zincaro è l'apprendista stregone. Perché ancora non ha fatto vedere tutto il suo potenziale, ma può essere un bel giocatore. Eccoli qua, anche pazzo. Come se li inventa il Cume ste robe? Sarà pazzo il Cume, avrà tanti problemi mentali però. Occhio, mamma mia, sto giocando malissimo però Cos'è? Fallo, non ha dubbi l'arbitro. Boh. Si sono ritrovati in una situazione Ti piace estremamente il spinosa, stregone dove Zincaro? fallo era l'unica scelta possibile. Il problema però, Fabio, sta a monte. È che una difesa, se gioca bene, in modo organizzato, non arriva a questo punto. Non è costretta a commettere questo tipo di falli. Vediamo se a Zincaro piace, ormai stiamo pensando più ai soprannomi in questo momento, non bene. No, gol. E arriva il gol. Che strana squadra che siamo quest'anno. Della sicurezza. Si è aggiustato bene il pallone. E il primo tempo finisce qui. Male Barocco. Vediamo se a Zincaro piace l'apprendista stregone, intanto sono curioso, se no anche il pifferaio magico. Espulso chi? No, questa proprio non me la devono spiegare. Boh. Ed ecco che comincia Entra Michelotto, ma ormai 3-0 in 10, c'è poco da fare. Fuori così dalla Team Caz. Non mi aspettavo dalla riserva una partita così però, Siamo contro la Sampdoria, cazzo. Cannistra. Micro. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Buono Cannistra, lo stilista non esiste quest'anno, però era già tanto calato, non ha fatto più niente dopo le prime giornate. Dopo la sesta giornata non ha fatto più niente. Espulsione che non capisco, Cannistra. Peccato. Micro machine. Palla larga in profondità. Sulla fascia, è libero. Cross deviato dal difensore, corner. Cannistra, dai cazzo. Pericolo sventato almeno per ora. Pintus. Le squadre lottano per Cannistra. il possesso del pallone. Mamma mia. Prova a giocarla dentro. Malissimo oggi, veramente. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Pintus. Prova il tiro. Buono Pintus. Dice di no. Conclusione interessante, bella parata. Bisogna anche dire che provandoci ancora da lì ha mostrato un certo coraggio. Non puoi giocare difensore centrale minimamente, sei proprio scarsissimo in difesa, ha messo C. Cannistra. Salta e colpisce di Rocco, testa. sfortunato qua Rocco. Riccardo Alvarez di forza. Vuole la profondità. Madonna, è vero che siamo in 10 però. Zapata. Può calciare a rete. Duvan Zapata. Quagliarella con una grande giocata. Partita che sembra già chiusa e continuano a insistere per giunta. Sampdoria ha effettuato un grande contropiede, sono stati rapidissimi nel trasformare Male le le riserve. Male. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Decide di sfruttare la fascia. Che delusione. Aspettavo di più però, Alisbeck. Prova il filtrante. Bravo Ale Rocco. Cannistra. Geometra. Silvestre. Ancora Zincaro non mi ha detto se piace l'apprendista stregone come
La mette Soprannome, avanti. ti prego Zincaro, bisogna di Adesso saperlo. Fabio c'è molto movimento sugli esterni. Vencarelli. Sì, Luca, l'ho notato anch'io, è vero. Credo Rocco. che stiano provando ad allargare gli Michelotto. spazi per favorire... Madonna Michelotto, eccolo qua per cercare incazzato di mettere nero. palloni pericolosi Un po' di in mezzo. orgoglio da Michelotto che ha cominciato male. Secondo, ripeto, il mio modesto parere, può fare molto di più Michelotto. Gran tiro. E va a Michelotto. colpire di testa. Pallone che finisce alto. Mentre Zincaro non mi risponde. Team Michelotto. Barocco, che delusione Barocco, signore. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Riccardo Alvarez. Mamma mia, che partita ha già messo a di segno una merda, doppietta mamma in questa mia. partita. Cerca spazio. Quagliarella. Ha sbagliato il tocco nel momento cruciale, ha sprecato così una grandissima occasione. Quagliarella È stato un po' sfortunato in questa occasione. È mancata sensibilità al suo gesto tecnico e la palla è finita fuori. Allora Michelotto, ma non è che hai iniziato male perché hai giocato male, ma perché non eri in forma. Sampdoria sta portando un sacco di uomini in mezzo Michelotto all'area. oggi è contro Sì, si l'allenatore, sta arroccando in difesa. Ma questa tattica concede tanto campo agli avversari sulla tre quarti. È una carta che solitamente ti giochi negli ultimi minuti, quando stai vincendo e sei letteralmente assediato dagli avversari che Beh, l'intervento di provano a dare Michelotto il che tutto. sta pungolando lui l'allenatore adesso. essere Bravo pericoloso. Miche, così ti voglio. Vedi che se ti pungola giochi bene. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno Zincaro non sfruttate risponde mai a me, decisamente meglio. bene. Passaggio in avanti. Zincaro fuori rosa. Vuole la profondità. Rocco. Dodò prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Allora, Prova la giocata nello spazio. ok. Musicista allora. Segnala giustamente la Cioè, il posizione pifferaio del- magico non mi piace, anche perché il pifferaio magico è una storia Sono triste. sicuro che non veramente, sarà l'ultimo del pallone cazzo, non che mi vedremo piace. scavalcare la difesa in questa partita. Allora, Attenzione a bordo campo. Mi sembra ci sia sei una mediano. sostituzione. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Prova il filtrante. Palla in profondità sulla fascia. Cross in arrivo. Niente, non ne segniamo una. E nessun attaccante riesce a raccogliere il traversone. Ecco un Ale. cross. Oh no, Colpo neanche di testa. questa. Oh, niente. L'arbitro interrompe l'azione. Credo sia fuori gioco. No, deve essere. Rocco Barocco, stai giocando dalla settima giornata del girone d'andata della Serie B. Non hai più presa una, Rocco, eh. Pre. Poi c'è davanti un cume devastante, Cerca di per carità, superare ma la quando difesa con giochi, questo pallone purtroppo lungo. Rocco in crisi si è gasato lo Va stilista. al tiro. Mamma Un gol mia. incredibile, ma come gli è venuto? Che gol pazzesco! Proprio brutta scopola Stanno questa, però. cercando di Che migliorare riserve, le fa loro statistiche cagare. sulla differenza reti. D'altra parte nessuno Lo so, degli Michelotto. No, avversari glielo non è sta cazzeggiare, impedendo. è la serie. Tu se non la pensi come allenatore lo devi dire. Assoluto. E io ti do le risposte. Ed ecco il cross. Oh Rocco! No, niente, oh madonna Uomini in Rocco, aria fai per cagare rendersi il pericolosi. culo in questo momento. Prova a Voglio bene, sei scavalcare bello da il centrocampo con il vedere. passaggio. Sei lo stilista. Micro machine. Calcio di punizione. Posizione interessante. Pesa sì. Manca poco al Eyman termine. prova la giocata. Forse da qui è un po' lontano. Vediamo se Abbiamo Eyman riesce a visto fare gol da gol. distanze anche maggiori. Peccato. Sceglie di battere corto. Ah, ho sbagliato io, scusate, Pre. scusa La Canistra. gioca. Per Zincaro Dice che può bastare devo fischia la fine pensarci. della gara. Non è ancora finita, ma certo questo risultato non li aiuta. Allora, Dovranno visto fare il massimo nella gara di ritorno. beh, ecco, Una visto vera che disfatta per loro. Avranno molto su cui riflettere nei prossimi giorni. visto che mi piace molto il pianoforte, visto che Zincaro è un giocatore su cui punto molto ma che ancora non ha dato, il soprannome per adesso è l'apprendista di Chopin. Vediamo se ti piace questo. È bruttissima, ragazzi, bruttissima. Neanche lo gioco il ritorno. Non lo gioco, no, neanche lo gioco. Sinceramente non lo voglio. Bellissimo Cume, ok, perfetto. Male, veramente vergognosa la squadra, non mi è proprio piaciuta per niente, salta all'incontro, non meritate neanche giocare il ritorno. Noi siamo 5-0, perdiamo 5-1 anche al ritorno, mamma.
Andiamo via malissimo Martin Cup. Male. Contro l'Udinese, speriamo bene per il morale, una Coppa Italia veramente orrenda. Mamma mia. Pinto squalificato, Apicella squalificato, siamo anche veramente in emergenza. Vediamo se torniamo sulla terra, la Coppa Italia non la contiamo. Però. Antonio, ce ne sono tanti in lista. Più stagioni faccio, più possibilità ci sono per tutti. Siamo messi. Alex, mamma, eccolo qua. Forse adesso sia il momento. L'apprendista lo mettiamo in campo. Diamo fiducia. Niccolò Pardo, me lo dà. Mettiamo Pardo. Veneziano è fuori forma. Torna Polè Mangai. Terence in forma. Alice Beck. Mettiamo Daniel. Mamma mia come siamo fuori forma. Mettiamo anche Barocco. Tutti fuori forma. Vabbè, mettere il Cume è quello quello che sta giocando meglio. Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Oggi si affrontano Udinese e Venezia. Sì, cambiato modulo. Vatti a guardare Venezia, Juve Venezia e Milan Venezia. Milan Venezia è entrata nella storia, primo per Api e poi per noi. Michelotto, Zincaro, diamo fiducia a Michelotto, questo è quello pungolato, vediamo. Giusto Terence, giusto. Bravissimo. Ragazzi, prendete Terence, è veramente un allenatore in campo, tanti giocatori, non voglio dire di no, però Terence veramente ha sempre la parola giusta. Traversone dalla tre quarti. Gervasone. Vediamo se questa partita non ci ha tolto dal paradiso, diciamo che ci ha messo nel paradiso un girone un po' più basso, in uno scalino un po' più basso, questo 10-1 in Coppa Italia. Torniamo in paradiso, quello giusto, quello nostro. Veneziano, Zincaro. Ha spazio sulla fascia. L'apprendista di Chopin per Veneziano. Boom! È stato splendido l'intervento del portiere. Qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Ale, non è che hai fatto anche tu un inizio straripante, e poi Terence che ormai è inamovibile purtroppo. E poi dall'altra parte c'è gente più in forma in questo momento. Alamos, bravo. No, vabbè, non diamo fastidio, ho capito. Diamo fastidio. Bell'intervento difensivo. Gervasi, bello come il sole, uno dei più belli, anche lui con quel codino meraviglioso. Michelotto, perde una palla orrenda Michelotto, proprio in un punto che non deve perderla. Michelotto, Cristo di Dio. Occhio alla conclusione. E c'è il gol dell'Udinese. Errore di Michelotto e Mito non si muove. 1-0 Udinese. Forse torniamo sì sulla terra. Davanti alla porta, tutto solo, non poteva sbagliare. Un passaggio perfetto. Ah, ok, scusa Alessandro. Bravissimo ad approfittarne. Polè Mangai, tornato Eman dopo 2 partite e Polè Mangai. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. A me non sembrava farlo onestamente Michelotto, però recupera bene qua, Michelotto si rifà subito. Mangai. Speriamo che aveva perso il ritmo partita, Mangai. Gervasi. Prova la giocata nello spazio. Giochiamo meglio con le grandi comunque, Grande Mito. E il portiere la fa sua. Terence. Abbiamo bisogno di cross di Terence. Buona l'azione sulla Terence è bravo anche tecnicamente adesso. Terence dà fastidio. Scuffet. E riesce a spazzarla via. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per il paradiso è un po' più lontano. Passaggio intercettato. Prova a Zincaro. saltare il centrocampo. Michelotto. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. E passa. Michelotto protesta ancora, niente, oggi Michelotto, io non ho visto, a me non sembrava farlo dalla panchina, mica. E dopo, non lo so,
Se tu mi confermi il fallo e tu che hai preso la punizione, insomma l'intervento. A me non sembrava però. Zincaro. Zincaro. Bravo Zincaro. Un nuovo soprannome lo sta ispirando. Prova a Sta verticalizzare. giocando bene però, Cerca spazio. che Palla in buco. profondità per il compagno. C'è Gervasi, Prova a tirare. grande mito. No, che culo proprio là. Sulla palla ed è gol. Sì, il paradiso forse è Questa andato. adesso Quelle è una piccole seria facciamo ipoteca cagare. sulla partita. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Si è fatto trovare Eyman deve pronto, prendere per mano ha la intuito squadra che il adesso, portiere non sarebbe Eccolo riuscito a qua, trattenere questo è il Eyman, pallone. signori. Grande Eyman. 2-0 dunque. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Il modulo ci ha fatto vincere tutto. Adesso Ci siamo mette messi il così. fisico e conquista È il il pallone. momento, ragazzi, non poteva durare all'infinito, insomma, è una paura. Terence. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Troppo belli per essere... che subiamo Poteva tanti essere gol un però, contropiede quello sì. interessante questo. Peccato. Ottima pressione. Michelotto la la sua. recupera. Palla recuperata. Dopo l'errore Michelotto si Prova sveglia filtrante. sempre. Sono finiti Ciao, i primi Darkstar. 45 minuti, squadre negli spogliatoi. Ho rivisto Primo tempo l'azione, non era intenso. fallo, te l'ho detto E ci auguriamo che il Michelotto. secondo ci possa proporre Quindi adesso ancora spero di che più. concordi con me che il tuo inizio di stagione non è proprio da ricordare negli annali. Ecco il fischio dell'arbitro. Inizia il secondo tempo. Devono Cume, assolutamente dai, cercare di cazzo, segnare però. un gol nei primi minuti per mettere in difficoltà E gli anche il Cume si è un po' avversari, fermato. ma Speriamo di soprattutto no, per però. riprendere Attenzione, fiducia Eyman. L'inizio di questo secondo tempo sarà il momento cruciale della gara. Come che cazzo Se fai? vogliono Daniel una è molto... volta, Daniel sta devono giocando farlo bene, adesso. Daniel. Vabbè, però non me ne fischia uno in area, però. Ciao Darkstar, grazie. Lungo passaggio in avanti. C'era una squadra con 2 espulsi, Pallone comunque intercettato. disqualificati. Michelotto Intervento davvero ancora perso. provvidenziale. Si libera la Come, grande. come Sarebbe gioca avuto. l'Udinese, raga. E trova il compagno. La conclusione. Mito ci salva dal baratro. Raga, il sogno è finito. Ottima intervento Lo di posso dire. copertura. Può Non penso ritirare. che ci Poca velocità, riusciamo nel qui. Ha miracolo lasciato alla stavolta. difesa troppo tempo per Nico, sistemarsi. quando entra Alla fine Pardo, è io stato voglio bene costretto a una dell'anima a conclusione Pardo, ma che affrettata. spò. Ed è andato vicino a una nuova segnatura. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Fa fatica Un anche talento fa fatica puro. tutti oggi. Adesso andiamo di 2 punte, ragazzi. Daniel è uno dei migliori comunque nel senso, rispetto all'anno scorso è partito molto bene Daniel, bravissimo Daniel. Dopo la perde, ma d'altronde non possiamo L'Udinese chiedere a ha Daniel un'impostazione di gioco ben i numeri. precisa, Oh, Michelotto la cerca di recupera. sfruttare al massimo Croce le delizia fasce oggi laterali. Michelotto. Sì, in effetti tentano spesso Daniel. di sfondare sugli esterni. Daniel. Esatto, hai ragione, e cercano di sfruttare tutta l'ampiezza Cambio del modulo fuori il campo Cume per che proprio non mi disunire la piace. difesa avversaria e per creare pericoli partendo dalle fasce con i cross. Allora, togliamo via Michelotto perché insomma spero che possa concordare con me che non è stata una prova da fenomeno. Vabbè, Michelotto ci ha dimostrato che può fare quel che vuole con quel corpo statuario. Deve solo crederci. Vai. Michelotto adesso no, Michelotto diciamo che è cominciato non bene, ma questo non vuol dire che non, cioè, capita a tutti. Anche il Bode ha cominciato male, anche Rocco, tantissimi, invece Eyman e Alexandro da Dio, Terence anche Veneziano. Vediamo Veneziano prima di uscire. Veneziano è Qui si è stanco, ha fatto davvero gli superato straordinari, per prendere giusto. quel pallone. Certo, la difesa dovrebbe aiutarlo un po' di più. Ragazzi, il sogno è finito. Ritorniamo sulla terra, Houston. Numero. L'ha avuto fuori per fare i Palla in cambi. out, ci sarà rimesso laterale. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Ciao Lisbeck, Doppio ciao cambio. caro, mi dispiace che te ne vai. Grande Paul Heyman, vediamo se Paul Heyman riesce a fare qualcosa. Fermato bene Heyman. Gervasi, Prova a giocarla dentro dalla distanza. il Bode Cerca spazio. per Rocco, Sulla copia fascia, particolare. è libero. C'è l'opportunità per il contropiede. Prova a giocare nello spazio. Se ne va. Buono il cross tagliato. Prova di testa. E potevano portarsi Sì, ci sul sta 3-0. Alexandro, ci sta. Avrebbe potuto chiudere Fa il male discorso perché abbiamo sognato qualificazione, tanto, speravo lui di lo sa. continuare il sogno. Ancora un Attenti al pochino. tiro.
e poteva essere un'occasione decisiva per aumentare il loro vantaggio. Non capisco Barocco, ha fatto 8 gol in 10 partite È dopo decisamente circa. un gran talento, No, ma riesce proprio a Barocco è determinare sparito da dai solo radar. Dai, l'esito di una Marocchino. partita. Cerca di mettere un pallone Il interessante in Bode, aria. Terence. Prova a metterla Solo subito in se si aria. illumina Terence, anche Terence fuori oggi male anche Palla in Terence. out, ci sarà rimessa laterale. Eyman, Prova con il tocco basso. bravo C'è Bode, spazio usa il per fisico. Cazzari e passa. Ottimo disimpegno, la spazza via. Lo so Rocco, capito che sei figo però. Si libera la grande. Ma neanche non guardo. Andiamo fino a Cannistrano, non so se è ancora in Opportunità campo di qua ripartire. con noi. Occasione. Cross tagliato al centro dell'area. Ci prova. Salvati dal palo. Cerca l'uomo là davanti. Che baratro, raga, Ottima che pressione baratro. la sua. Palla recuperata. Cerca spazio. Conclusione. Mamma Mito ci ha veramente salvato dal cataclisma. Daniel Andrew. Mangai, bravissimo Mangai. Filtrante. Bella Non è più le Mangai dell'anno scorso comunque. Anche quando la squadra fa schifo, Ayman dà sempre il suo Pallone alto e contributo. lungo sulla fascia. Aia. Sul filo del fuorigioco. Manca Pintus, ancora Mito. Ottima la parata del portiere. È incredibile che ci sia arrivato, sembrava un gol fatto. Mamma mia ragazzi, brutta imbarcata però in queste ultime partite. Michelotto va un po' a farfalle qua. Ci prova. Ma ancora Che Mito. grande parata. Sì, Michelotto, Non ha scusa. trattenuto la palla, ma poi è riuscito ad agguantarla con un Super bel gesto. Mito. Ha provato a ripetersi. È lì Il sogno è in finito difesa. dell'imbattibilità. Gli avversari Però sono grande tentati di Venezia da marcarlo. applaudire la squadra, bravi comunque. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Gara che si chiude con un 2-0. risultato negativo. Credo che l'allenatore non possa essere molto contento della prova della squadra. Ma è difficile Male Fabio, tutti spiegare oggi, male dal tutti. punto di vista tattico questa sconfitta. Solo Mito 6, Le partite giustissimo. A volte vanno così. Buona prestazione di Mito. Va bene, Milan pareggia con Napoli, la Roma in testa. Ma Madonna, il Milan è veramente disastroso, Fiori. Mamma mia. La Picella migliore, il nostro pesce Darkstar 78. Squadra nazionale, voglio la Giamaica, voglio la Giamaica. Oh, Nicolò Pardo, pupillo 1, bravo Pardo. Micro da Ludersfield. Niente, solo micro. Venezia Verona. Che derby, questo è bello, eh. Rivali, infatti, questo è un derby da urlo, eh. Questo è il nostro derby. No! Michelotto, questa è da screen. Questa è da screen. Churchy vs. Kume. Vediamo se fa lo screen Michelotto. Vabbè, noi andiamo avanti. Penso che Michelotto ha fatto lo screen. Strano la Giamaica però, cazzo, vabbè. Oh, veneziano in forma proprio per il derby. Gervasi, Darkstar. Guarda che sfiga Darkstar. Paul Mangai, cazzo, torniamo tutti in forma proprio adesso. E godo. Niente, Alex Beck è proprio in una crisi senza fine. Alerek, Pintus e anche Peri, però Pintus è inamovibile. Centrocampo non molto in forma, però direi di Micro, però no. Mettiamo Zincaro per un Michelotto che non mi ha convinto ancora. Anche Mencarelli sempre fuori forma. Dimmi Michelotto.
tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, fra poco inizierà la partita. Mi sembra Oggi di si sì. affrontano Venezia ed Hellas Verona. È tutto Vai. pronto e prontissimi siamo anche noi. Questo è un derby da vincere tutti insieme, raga. Per questa telecronaca. Un saluto Fabio a te e agli amici. Polema del parte alla studio. grande, il rumeno. Poesia in movimento, attenzione, Passaggio il Duca. Il Duca. Vuole la profondità. Veneziano, Veneziano la sente, questa Veneziano la sente. Ha sbagliato Ecco, il in tocco culo nel la momento sente, però. cruciale, ha sprecato così una grandissima occasione. Si dispera e ne ha tutti i motivi. Sì, è vero. Ha commesso un errore che non ti aspetti da un giocatore di questo livello. Qua sente molto Venezia-Padova e... Vabbè, Venezia Mestre, è chiaro. Bruttissimo fallo su Eyman, mi si cazza anche. L'arbitro gli si avvicina. Oh, Alamos, Alamos, Venezia-Milan, vattela a guardare, fidati. Non so se Michelotta ha fatto lo screen, ma va bene. Alamos, Daniel Andrew. Quanto mi sta piacendo Daniel in questo inizio, cazzo. Grande Eyman. Ma Eyman, tutto un altro giocatore, Eyman, Il rumeno, chi scende nel derby veramente ha un posto speciale nel cuore, ve lo dico già. Pintus, Ottima pressione la sua. il presidente, cioè il presidente adesso però il presidente e l'ape assassino. Terence, eccolo qua, effetto Serra. La giocata nello spazio. Abbiamo notato che se Terence non gioca al massimo la squadra ne risente. L'azione si stava facendo pericolosa. Ma Non ho letto bene, Michelotto, si è scusami presentato. cazzolina, sono un po' teso cazzo col derby. Che ci sia fuori gioco, sia così. Fuori gioco vanifica un'azione Dai Michelotto, spettacolare. non so se hai fatto il Splendido posto. il tocco di prima. È la partita no di Michelotto. Polema, Daniel Andrew, il Duca, non so se il Duca è ancora collegato. Che assist del Duca. E che gol del Cume. Sì, cazzo, gol nel derby. Ma cosa ha fatto Daniel Andrew? Cosa ha fatto Daniel Andrew? Fantastico. Però il Questi Cume due a occhio, giocatori l'ho visto parlano subito la che stessa Daniel lingua Andrew. calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. Mamma mia, Daniel Andrew, il Duca. Non so se c'è il Duca, ma il Duca in questa Serie A sta facendo un merdone Passano alto. in vantaggio, sono partiti fortissimo. Si libera la grande. Daniel Andrew, scatenato Daniel Andrew. Si gode il Prova a capocannoniere. saltare il centrocampo. Bisogna vincere il derby, che bello che ho segnato nel E derby, il cazzo. tentativo Vaffanculo. finisce con un nulla di fatto. Paul Heyman, Terence. Bella rete di passaggi. Prova il filtrante. Non vedo Daniel Andrew, peccato perché... Scrivetelo se qualcuno fa la sintesi. Daniel Andrew in Super Sport, Bel come le capisce E tutte però, intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Veneziano. Prova la giocata Per Daniel nello Andrew. spazio. Può andare alla conclusione. La mette in mezzo. Mamma mia, peccato. La mette sulla sinistra. Pazzini. Apicella. Coprono bene. E il alla rumeno. fine riescono anche a spezzare Paul la Heyman manovra degli ancora, avversari, come chiudendo loro la verticalizza porta in Heyman, faccia. Daniel Andrew. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. No, ho sbagliato, scusami Alessandro. Per guardare la chat, Cristo di Dio. Allontana la palla. Ottima copertura qui, li hanno indotti in errore interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. Alamos, ok. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Dai, Michelotto, che cazzo però. Oggi Michelotto è un po' Cerca la poco. fondo, palla al piede. Il rumeno. Cerca spazio. È davvero una bella serie di passaggi questa. Bravissimo Api. Prova a Paul passare la Heyman. difesa, scavalcando Bravissimo la Heyman per pallone Veneziano profondo. che però la Queste perde. situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno Bravo sfruttate Alessandro. decisamente meglio. Bella apertura. Terence. Caceres. No, vorrei capire se hai messo sto cazzo di screen, amore mio. Prova un traversone dalla tre quarti. Terence. Prova il Ma filtrante. bravissimo Alessandro per Terence. E passa. Peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante.
Certo, non sarà Sì, contento Apicella, di aver show, ve lo sbagliato sappiamo. dopo essere stato messo davanti alla porta così. Sì, guardate il terzo gol, Un'occasione mi d'oro. sembra. Alexandru, pennellamela e ci abbracciamo. E la difesa riesce ad allontanare. Ci mette il fisico. Grande veneziano. Conquista il pallone. L'apprendista di Chopin per Veneziano, gravità 0, Cume. Attenzione al tiro. Alamos. E Tene! supera il portiere. Insacca. Ole! Importante. Grandissimo. Grandissimo l'assist di È Alamos. intervenuto molto bene sul cross. Grande colpo di testa il suo. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta E chi ci l'impatto con il frega, pallone ma chi ci preciso. importa? Niente Noi da ci fare per il abbiamo portiere. effetto Serra. 2-0 dunque. Grande Con assist questo di gol Alamos. possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Palla larga in profondità. Sto Verona poca cosa però, Ecco, l'ho detta. Bravo Alamos. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ottimo intervento di copertura. Api, Alexandro. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Ma Alamos ha fatto la... Un verdetto importante dopo questi primi Alamos ride i 45 4 gol minuti. del Cume. Hai fatto l'assist, ma questa non è bella perché non si ride davanti a una prestazione della squadra così. Si gode e basta. Io ho visto in chat dei commenti che ricorderò sempre Ecco il fischio veramente in una maniera dell'arbitro. Inizia devastante. il secondo tempo. Sulla destra. Alamos hai fatto l'assist però, Sì, Alamos dorme oggi. Decidono di giocarla all'indietro. Oggi Alamos sta pensando alla patata, lo vedo. Vuole la profondità. Prova il filtrante. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Niente da fare, non passa. Alamos niente da fare. Cerci prova la giocata nello spazio. Bravo Api, Mito, ha fatto addirittura i numeri, Mito. Alexandro. Ecco Terence. Ecco effetto Serra. Quest'anno per i best goal c'è anche il Cume. Cerca spazio. Cioè, il terzo gol col Milan è qualcosa, l'incrocio dall'altra Cerca parte di è sfruttare lo devastante. spazio sulla Però manca fascia. ancora tanto, Cross in Pintus. arrivo. Mamma mia, il Cume ci stava regalando il sogno. Non è riuscito a buttarla dentro. Il Venezia Ha portato tanti uomini in area di rigore. Non sono comunque riusciti a realizzare. Comunque è un 2-0 tranquillo, per il momento. Effetto Serra. Madonna come gioca Terence. Terence in questo momento Prova il è filtrante. un giocatore di un'altra categoria, Scodella il cross. Il Cume, boom. Cerca la soluzione aerea. E c'è ancora un gol. Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere Salvate il soldato E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Non lo so, Paul. Ha difeso Grande benissimo Cume il comunque. pallone, Doppietta con il fisico. ancora. Poi si è coordinato e è andato al tiro. Ma il Cume nazionale presto, penso, perché 3-0 dunque. il rumeno. Prova la giocata nello spazio. E la difesa non si fa cogliere impreparata. Lancia il Sì, compagno gravità nello spazio. 0 proprio. Bravo anche Gervasi, la difesa sta giocando Vedo che la benissimo difesa non oggi. sale più, non Però ripeto, punta poca sul cosa gol. questo E Verona. vogliono proteggersi dalle Zincaro. imbucate, non concedono la profondità. Sanno che gli avversari Guarda sono come gioca anche il bravissimi nei Cume, però, inserimenti Terence. e preferiscono affrontare. Eccolo qua Nasdaq. Evidentemente la tattica Nasdaq è si invola, Ma è una Nasdaq. tattica giusta, Nasdaq. secondo te fanno bene o fanno male? Ma guarda Fabio, Tripletta, gravità 0. Quando il Cume di testa è in forma, non ce n'è. Mostrando una superiorità evidente. Mai visto un Cume Bello così. il cross, ottima conclusione. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria Ma che ha dato no, il no, pallone questo è era molto meglio di perfetta, il diventa un portiere non ha figo. potuto Questa è la fare vera niente. diventa un figo. Tripletta, hat-trick. Che Hat-trick. partita eccezionale la sua. è incredibile come sia sempre nel posto giusto al momento Sì, giusto. sì, il Cume è una macchina, ragazzi. Infatti avrà tanti soprannomi il Cume se continua così, Riesce ad intercettare. Fallo su Alamos. Calcio di punizione. Il Cume gli fa tutti in una E partita, è vero. qui forse meritava un giallo. Il richiamo per adesso è solamente verbale. Gervasi. Pallone morbido verso la fascia. Facciamo un po' di cambi, vediamo un po' di standing ovation, un derby leggermente dominato. Terence. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare. Il Cume prova il davvero cross, adesso ci divertiamo a mette in ridere, mezzo. mamma mia. Facciamo un po' di cambi, ragazzi.
Cannistracchi, non capisco il perché non mi renda il nostro Rui Costino. Esce Veneziano. Barocco non è in forma, mettiamo il Bode. No, piuttosto mettiamo Peri che non abbiamo ancora messo oggi. Esce un grande Pintus. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Fa sportellate con il suo marcatore. Effettua un cross. Cerchiamo di non prendere gol oggi, voglio clean sheet. Grande movimento nello spazio. Si Dai, libera la grande. bella vittoria nel derby, cazzo. Bravissimo Mito. Il rumeno, bravissimo. Terence. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Eyman Gai. Vuole la profondità. Fallo su Eyman. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Ecco. Eyman saluta il pubblico. Alexandro. Peri. Alexandro. Palla in profondità. Bellissimo per Terence, il nostro giamaicano. E prova il cross a tagliare. Intervento a liberare. Il Bode, arma letale. Poesia in movimento. Vuole l'assist o il gol, lo sento. Lancio lungo del portiere. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Se ne va. Però anche Inter Venezia non è male, eh? Alexandro. Prova il filtrante. Alexandro lo vuole. Apertura. Palla in out. Ci sarà il Picella. mister Eccolo qua per il derby, incredibile Api. Non ho più Pallone parole in per aria. definire Api il Bode. Che non Grossa siano le tre allontanata, attaccanti niente di però, fatto. Bravissimo Daniel, che giocatore anche Daniel in questo momento, veramente Daniel è un giocatore fortissimo. Alexandro vuole qualcosa, lo sento. Alexandro, mamma mia, Alexandro ha provato la magia. C'è un'opportunità. Alexandro. Va al tiro. Ah, peccato. Ottimo l'intervento del portiere. Il Bode. Cercano l'azione veloce. Va Alexandro, Alexandro lo vuole, Alexandro lo pretende. No, Ci è Alexandro. mancato poco, proprio alla fine. Vai, Questa di 4-0, fatto è l'ultima partita azione iperdominata, della gara. grazie Finisce Api qui. ancora. Hanno dominato la partita in tutti e 90 minuti. Facciamo l'ultima trovando spesso partita, il gol raga, E trovando anche spesso la difesa avversaria impreparata. Spesso sfruttare bene le fasce laterali diventa una garanzia di efficacia nel modo di attaccare. Oggi l'hanno dimostrato, creando da quelle zone del campo le situazioni più pericolose. Sì, il Duca show, eh. Ragazzi, il Duca oggi è da pippe mentale, eh. Siamo settimi, Juventus, le bighe cominciano a salire, tranne chiaramente il Milan, che, ma no, vabbè, cioè il Milan in B no, però vi prego. Ciao The White Gamer. Gigi Palla mi manca. Ecco Alexandro. Oh, contro il Torino si va a chiudere. È già finita, sono 2 ore e 18, vecchio mio. Domani si lavora, domani. Ottima classifica, sì. Gervasi, Alamos. Dov'è Pintus? Ok. Madonna, mamma mia, Alexandro. Vabbè, tanto lo teniamo là, poi lo togliamo, però. Zincaro. Vabbè, il resto vediamo dopo. Ok. Allora, Alexandro messo male. Anche Michelotto, mettiamo micro machine. E il resto va bene così. No, teniamo così, ok. Vabbè, Vara Veneziano 84, raga. Mamma mia. Ok.
Una picella, qualcosa di Benvenuti a tutti. grande. Ci attende una Comunque, grande partita. Da un Michelotto momento fuori, che all'altro Spawn è i sempre giocatori fuori forma, dovrebbero fare la loro cazzo. comparsa sul terreno di gioco. Non so. La partita di oggi è tra Torino Michelotto, e dopo Venezia. la svolta della Serie A, ha pensato di essere già da pallone Non vediamo d'oro, lo l'ora di so. raccontarvi le emozioni di questa gara. Ciao Fabio, godiamoci questa partita insieme. Micro. Vai, l'apprendista di Chopin. Attenzione a Yoga Bonito o Yoga Bonito la scelta. Il Torino ha disputato molte partite negli ultimi 7 giorni. Sì, l'allenatore farebbe No, bene, brutto inizio, secondo brutto me, anche inizio. a pensare Mito, cazzo un po' fai di- Mito? di rotazione tra i giocatori per far riposare i giocatori più stanchi Coleman. e anche dare la possibilità alle Guarda seconde che linee inizio, che di inizio trovare brutto, Iago Falche. L'arbitro assegna un Vai. calcio di punizione interessante. Brutto Ciao, l'intervento. Michele Francone. Adesso è inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino Ciao giallo Francone, per ciao caro. Baselli. lui. Iago Falche. Iago Falche, bravo Mito. una conclusione velenosa. È sorprendente che ci abbia provato da quella distanza. Apicella. Pintus. Micro. Alisbeck. Poleman Gay. Perfetta Bravo. la parata. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Dopo vogliamo se c'è la Giamaica però, cazzo, perché mi sembra Prova impossibile la giocata Terence nello ancora non in spazio. Giamaica. Passaggio in avanti Veneziano. nello spazio. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Fallo di Apicella. Poi prende Inizio un chiaramente po' l'avversario, colloso. dunque punizione. Terence. Perde Iago palla Falche. ancora Terence. Palla intercettata. Api bravo, ma ancora qua. Micro bene. Fall. Prova il filtrante. La butta su per Veneziano. Il Torino deve Alisbeck. ringraziare il proprio allenatore per il risultato ottenuto nella partita precedente. Alisbeck. Un capolavoro. Eccolo qua. da questa tattica. Ha rischiato tanto mettendo in campo contemporaneamente molti attaccanti, ma alla fine si è rivelata la scelta giusta. Se non fosse stato per lui probabilmente avrebbero perso. Un po' stanchino, ragazzi. Vedo che stanco. Ho la tosse. Incredibile, oggi abbiamo fatto una live epica. Ansaldi prova a giocarla dentro dalla distanza. Ansaldi Occhio. vuole la profondità. Cerca spazio. Intercetta il passaggio. No! pericolo. Mamma Gervasi l'ha un po' rischiata, ma usciamo alla grande. Attenzione, Alamos vuole imitare il presidente. Non ci credo, non ci voglio credere. Grazie, Alamos, troppo buono. Terence, prova la botta. Pericolo. Madonna, Terence. Buono lo stop e il tiro di prima intenzione. Purtroppo non ha trovato il gol. Attenzione, Alamos, grazie di cuore. È in grado Alamos. di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Sì, soldini chiaramente li investiamo sul canale, assolutamente. Vediamo anche adesso che è difficile portare qualcosa. Però Iago si Falche investono ha sul lasciato il canale. segno nell'ultima partita. Per esempio per Natale mi arriverà l'Xbox X con Forza Motorsport. Motorsport, se può piacere la possiamo portare anche quella serie là. Però vediamo, insomma. Comunque li voglio chiaramente investire sul canale. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Ma come non leggo? Leggo tutti, raga, è solo che devo anche giocare, sto giocando di merda Rimessa adesso. battuta male, gli avversari ne Guarda approfittano. che brutta rimessa. De Silvestri con il lancio in avanti. Cerca spazio. Attenzione. Grande movimento nello spazio. Baselli, attenzione al tiro. Ha colpito con grande rapidità. Baselli È andato subito al tiro. Ragazzi, adesso però ho Lasciargli bisogno questa di libertà, voi, però, perché la significa squadra correre un rischio enorme. fa fatica oggi a Torino, Terence. Non manca Alamos. molto all'intervallo, ancora 0-0 in una partita però non Dai, priva di emozioni. come... Ottimo disimpegno, Micro. fondamentale. Grande prova di forza. Baselli È riuscito qua. a passare. Iago Falche. Prova Bellissima a questa del passare Toro, la ma difesa, Mito fa un scavalcandola col miracolo. pallone profondo. Prova la giocata nello spazio.
Dai, come Olli e Benji, partiamo da piccoli per arrivare grandi. Zincaro, l'apprendista di Chopin. Mamma, fallo. Allontana il pallone. Pintus. Alice Beck. Prova il filtrante. Veneziano. Questo è Fallo. non ha dubbi l'arbitro. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Forse da qui è un po' lontano, ma abbiamo visto Paul gol di Heyman distanze Guy. anche maggiori. Vediamo cosa si inventa Paul. Peccato. Finisce il primo tempo a Torino. Torino 0, Venezia 0. Ma Venezia molto, Nessuno ha trovato il molto gol, si chiude 0-0. negativo in quest'ultima partita di questa live epicas. Partiti, è iniziato il secondo Ma tempo. Romano Giangrosso c'è sempre, però Beh, Fabio, Giangrosso nel è uno secondo che tempo le cose possono sarà un cambiare. acquisto, penso, Speriamo quasi che la sicuro, gara se si non accenda. quest'anno il prossimo. Avverto già che Giangrosso sarà un terzino, perché ci sarà anche forse Venezia ci è qualche arrivata una giocatore in prestazione prestito il prossimo straordinaria anno. nella scorsa partita, demolendo l'avversario senza Vabbè, pietà. pensiamo a Vediamo se quest'anno oggi sarà in perché grado di ripetersi. vorrei vincere questa. Zincaro, l'apprendista. Sbaglia tutto Zincaro. Vuole la profondità. Pintus. Queste situazioni in cui c'è Heyman. superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Bravi, Madonna, Picello ormai in difesa è una garanzia, Bravissimo, bel appoggio. Ottima Alice pressione Beck la gioca sua. bonito. Palla recuperata. Effetto Serra. Effetto Serra. Effetto Serra. Stava tirando ma lo Ha fermano. lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. 0-0. Speriamo che questa partita si sblocchi presto per il bene dello spettacolo e anche nostro. Gervasi. Prova a passare la difesa. No, Gervasino. scavalcando Ecco la Gervasi, pallone l'unica profonda. pecca è questa. Stiamo giocando male però, Pallone intercettato A Picella. tempestivamente. L'azione Veneziano. poteva diventare davvero pericolosa. Perde palla il Cume. Baselli, autore dell'assist che ha portato il vantaggio nella scorsa partita. Male, male, male. Vai micro, bravo micro qua. Terence, Prova la giocata nello ecco i passaggi spazio. di Terence, Occasione veneziano, per il contropiede. deve passare proprio perché non ce la fa. Attenzione, l'apprendista! L'apprendista di Chopin! L'apprendista di Chopin! Incredibile! Si sveglia sul lui, filo del l'apprendista fuorigioco, di ma è Chopin. riuscito a Su assist scattare del oltre Cume, l'ultimo difensore grandissimo. con un tempismo perfetto. Da screen questo, primo gol per Zincaro. L'apprendista di Chopin. Porta fortuna questo soprannome. Grande Terence, il Cume non riusciva a andare avanti. Bravissimo, bellissimo assist. E Zincaro, la metta. Vedo un movimento a bordo campo. Eh sì, ci sarà dunque un cambio fra qualche istante. Bravo Zincaro. Comunque le mosse del Cume, ragazzi. Purtroppo ho visto Il risultato si sblocca. non bene Michelotto in questo Ed è periodo di 1-0, forma. ma c'è molto E tempo. Zincaro sta La facendo partita cose è ancora aperta. molto egregie. Ma Michelotto si sveglia in primavera, secondo me. Se ne va. Terence, Il però pallone da sulla tutto da chi sinistra, parte? Da cosa quest'uomo succederà? qua. Palla verso il Da centro quest'uomo dell'area. qua, da quest'essere Il Torino minuscolo ma bello. ringrazia, e certo, gli Intelligente ma avversari hanno fatto porco. Il tutto da signor soli. I Terence. tifosi rumoreggiano, ma capita a qualunque giocatore di commettere errori banali. Peccato per lui perché questa era una potenziale occasione. A Fria I qua. like Chopin. Dedicata a tutta. Stiamo calmi De però. Silvestri. Gol veramente Effettua un pesante. cross Questo l'ha dalla giocato tre quarti. malissimo finora. Niang tenta la fallo, calcio di punizione. È entrato Belotti. A Picella. Baselli la gioca a Rosso. sinistra. Ottimo il passaggio. Rincon. Bravo Il Lisbeck. Torino Paul sembra Heyman. un po' corto di idee in questa fase. Veneziano prova una cosa che Cercano non è di nelle sue aggirare corde la e difesa si con la loro vede. rete di passaggi, ma è una strategia che non sembra funzionare. Diamo al Cume un po' di riposo. Facciamo entrare Barocco, vediamo se si sveglia. Mencarelli entra. Il geometra. No. No. Mettiamo Michelotto. Anche se non è molto in forma, diamogli un po' di minuti a Michelotto. Prova a verticalizzare.
intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. No, micro, no, ste robe, però micretto. Alice Beck, Ottimo dai, intervento di copertura. dai Ale, che vogliamo assist e gol da passa. Ale, che ha fatto poco da quel punto di Prosegue vista, nella vai sua Ale. corsa. Ale, Calcia la rete. madonna che traversa di Alice Beck. Questa è da sintesi, cazzo, se qualcuno la Il fa. gol del 2-0. Mamma. Sarà amareggiato. Con il gol avrebbe messo al sicuro il risultato. Sembra esserci un cambio. Vedo già un giocatore pronto a entrare. Mamma lì mia. a bordo campo. De Silvestri con il cross dalle tre quarti. Buona la Terence. profondità. È con Ian. Gervasi, bravissimo, no, non è fallo mai, nessun dubbio. mi dispiace. Afria qua. Acqua. Belotti, no, Cerca spazio. bravo, no, mito di piede Allontana la pazzo, palla. non ci Cerca la credo. porta. Grandissimo Mi Alamos, e sembra chi in che panchina abbiano deciso Alamos. di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Ma dici? Sì, cercano di tenere le Come distanze gioca il Torino giuste, adesso. puntando in- Va giù. Rischia No, gli dà tantissimo il con fallo questo su un fallo. cumulativo di È un P. momento No. cruciale per entrambe le squadre. No, Attenzione, Rosso, non ci cartellino credo, era già rosso. nostra la palla. Dubbi. Quanti Mamma dubbi su mia, questa che espulsione? furto. Il Venezia dovrà affrontare il resto della partita. in Mamma 10. mia, che furto. Mamma mia, facci cantare Mito. Devi ancora parare il rigore, lo parerai adesso. Pintus, tante espulsioni quest'anno. Non sbaglia dal dischetto. Freddissimo. Sbaglia. Nonostante la pressione è stato perfetto e non ha sbagliato. Pintus quest'anno Palla sempre da come una solito parte, portiere Nasdaq, però dall'altra. qualche espulsione in più. Sì, questa però è inaccettabile. Baselli apre il conto dei gol per questa stagione. Hanno trovato la Pesante, parità potevamo per i vincere una minuti partita finali. importantissima. Vabbè. Dai Rocco, lo stilista magari si sveglia adesso. Che botta! Il portiere non ha dovuto intervenire su questa conclusione. Male, male. Afria qua. Prova a metterla subito in aria. Sono stati anche attenti che rischiamo il cataclisma. Baselli prova la giocata nello spazio. Torniamo sulla terra di E brutto, trova il raga. compagno. Grazie Mito, Grande grazie parata Mito. dell'estremo difensore. Sicuramente non una parata semplice. Va bene, siamo tornati sulla terra, però nulla ci toglierà quell'inizio di live con un Milan Venezia. Juve. Testa di Heyman con la Juve. No, la prima ora di live è stata Stanno l'epicità giocando con l'Inter bene adesso. 3-0-3-3. È il tempo Micro. che sta per Non è ancora scadere. finita però. Dai Rocco, Passaggio facci in cantare Rocco. Dai Rocchetto. Rocco, fallo, Calcio di mamma punizione. mia che fallo su Rocco. Posizione interessante e manca poco al termine. Dai Rocco, cazzo, hai fatto il battatore nelle prime giornate di B. C'è ancora tempo per questa punizione. Prova a passarla, rischiamola. L'arbitro controlla il Alamos. cronometro. No, Prova il sei filtrante. stanco, l'aveva detto. Attenzione, Meccarelli! Madonna, i due. Potevano segnarmi i due, Rocco. Potevano segnarmi i due. Il Menka e il Zinca legati dal stesso destino, non ci E credo. l'arbitro chiude qui la partita. Nessuno è riuscito a prevalere sul campo. Ce l'hanno messa tutta, è vero. Ma non sono riusciti a piazzare il colpo vincente. A entrambe le squadre si sono giocate la gara secondo le loro possibilità di questo momento. Grande Zincaro Poi, è 7, chiaro, Veneziano il 6,5 risultato lo per l'Asti, determinano anche gli Salisbury 5 e episodi. mezzo. Oggi è andata così. È tutto per questa sera. Un saluto. Sì, partita brutta. Era da pareggio, però quella... Vediamo se il Milan ha vinto. La grande Milan. Le prime si stanno assestando, noi siamo un po' calati, ma la classifica è molto molto corta. Vediamo contro chi giochiamo l'ultima, potrei farla se è una squadra che mi ispira. Apicella migliore a vista d'occhio. Venezia-Bologna, beh, non è proprio una partita emozionante. Cosa faccio ragazzi? Aspetto voi, facciamo l'ultimo. Oh, irrinunciabile, Pupillo 3 Michelotto, bravo. Purtroppo in campo non stai rendendo per adesso, però Pinto squalificato ancora, facciamo l'ultima, finiamo. No, ecco, vabbè, no, devo fare l'ultima. No, allora, Api è il presidente, vabbè, Api è devastante nelle cose che fa, nei soldi che mi dona. Alamos ha donato 2 volte, grazie, però questa viene da piangere. No, questa è quella di Heyman, veramente, perché so, veramente Heyman
quanto mi vuole bene, quanto io voglio bene a lui, la stessa cosa per il Bode, ma questa non me l'aspettavo, Eyman. Veramente grazie di cuore, Paul. Questa me la ricorderò. Non per, cioè, ripeto, Appi è un'altra cosa, Appi è il presidente. Però la cosa che ha fatto Eyman è veramente grande. Grazie, Paul. Sì, comunque 30 euro, veramente oggi non ho parole, cioè veramente. Me ne è quasi da piangere, no, veramente, perché voi lo sapete, io sono uno di voi, nel senso, io non sono uno che fa video, sono uno che gioca con voi e quindi forse neanche li merito sti soldi. Eh, però non so, spero, forse questa serie piace tanto, io non so che dire. Veramente grazie, grazie di cuore. Mi sto divertendo tanto, questa serie durerà tanto perché cioè, sarà diciamo la serie principale delle live ormai. È chiaro che spero che insomma se magari domani o un altro giorno porto una live di Euro Truck Simulator o di Flight Simulator me la seguite uguale. Però questa è proprio siamo noi, no? Il nostro gruppo che si è unito e spero un giorno di fare l'unione finale, cioè una bella rimpatriata a Venezia. Eh, Vabbè, io direi di fare l'ultima partita. Secondo me, se il presidente sta già pensando a tutti questi che donano, sì, proprio un regalo di Natale, grazie. Spero di aver fatto un regalo anch'io a voi con questa serie, ecco. Dopo 2 mesi difficili con l'ernia, che veramente stati difficili perché anche adesso comunque non posso più fare il mio sport, le mie robe, ormai sto diventando un vecchietto a livello fisico, però questo è il mio modo per fare sport, insomma, giocare con voi. Quindi niente, spero di aver fatto anche un regalo a voi. Alamos non è in forma, mettiamo Alerek, mettiamo il Bode, il Kume e lo lasciamo riposare una partita. Il resto direi che può giocare Michelotto, guarda che roba! Va bene azionisti. Ok, beh, se volete io sono quello, io vorrei le figurine vostre perché vorrei fare il mio regalo, cioè creare un album fatto da me. Praticamente io conosco un gioco che si chiama VCCF, è un gioco storico, era solo insomma nelle postazioni turistiche, quelle più esclusive, quelle da Comenda, ecco, per questo nasce anche il nome Comenda, Campiglio che c'era, praticamente VCCF è un gioco stupendo, guardatelo, dopo mi sapete dire. E volevo fare le vostre card con le skills e con il vostro soprannome finale sotto, fatte benissimo. Quindi se volete posso fare l'album con tutto l'organigramma della squadra, presidente, allenatore, vice allenatore, fotografo, tutte queste cose qua. Quindi se mi mandate la foto è per quello. Ok, Michelotto, purtroppo non ci sei. Vai. Grazie veramente a tutti. Un caloroso saluto a tutti voi, Come, siamo in insomma, attesa del calcio mi sono sempre d'inizio. divertito più in Ancora un po' live di pazienza e le e live si che mi hanno sempre dato le comincia. soddisfazioni più grandi, a parte le Oggi si serie iniziali o come quello che mi hanno fatto Venezia crescere e all'inizio. Bologna. È tutto Però pronto. E siamo questo è pronti veramente anche noi per il grande. racconto di questa gara. Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Un saluto a Vai, te Fabio e a tutti i chiudiamo con tifosi, Venezia e sperando Bologna. di Adesso assistere ad un sinceramente il grande risultato incontro. conta, sì, ma grazie di cuore a tutti. Decidono di giocarla all'indietro. Cerca di Adesso superare concentriamoci, la dopo difesa con questo tutte pallone lungo. le belle parole bisogna vincere, però, L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Bravi, Palacio Rocco ha era in capito. fuorigioco. Ciao grandissimo. Ciao Nasdaq, sempre un grande. 2 espulsioni, però per il resto, Se ne solito va. fenomeno. Apicella, il nostro Vuole la presidente. profondità. Il Bode, Polemangai ha fatto qualcosa di Venezia, al meraviglioso, momento che ricorderò detiene il record sempre. dei gol realizzati Terence, nel torneo. Può Terence. contare su un attacco formidabile. Devono segnare anche gli altri attaccanti, però, perché non posso durare eternum. Paul, Conclusione. bello Paul, peccato. Allontana la palla. Sì, oggi abbiamo fatto la live più bella forse Hanno della tenuto a lungo storia. la palla, forse anche troppo. Ce ne freghiamo dei Gli canali avversari grossi, sono noi riusciti a abbiamo il interrompere Cume pallone intercettato veneziano, con tutti tempestivamente. voi. Cioè. L'azione poteva Questi sono i veri diventare YouTube, davvero altro che le pericolosa. La cagate. mette sulla sinistra. Vai Terence, Continua ad andare, palla al piede. Mette la palla dentro. peccato. La difesa Però fa serve il suo, gol di allontana la qualcuno degli palla. attaccanti perché non capisco sto Queste blocco. situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Viva lo Ci zoccolo mette il duro fisico sempre e e comunque conquista il Bode. pallone. Alice Beck.
Alex Beck quest'anno più di quantità che di qualità per il momento. Dai, smentiscimi. E mi hanno smentito tutti. Alex Beck, Bode. Subito. Ed è il primo gol della gara. Grande Bode. Arma letale. Arma letale Bode. Era smarcato, non si è lasciato Grande scappare Bode. questa grande occasione. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Ma il problema è che sono gli iscritti. Sono fermo a 28.540 iscritti da tipo Si riparte dall'1-0. settembre. Non capisco il Si perché. sono Quindi impegnati gli iscritti e non hanno vanno più trovato su. il Purtroppo. vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli Per quello l'ho tolto, avversari. perché mi hanno rotto anche i coglioni. Le visual sono calate un pochino, vabbè, ma quello vabbè, pazienza. Però gli iscritti proprio fermi da settembre. Boh. Prova la giocata Vabbè, nello chi se ne spazio. frega, vai, Bode. Si libera Bode. la grande. Prova il Si è tiro. svegliato il Bode, ragazzi. Palla allontanata senza troppi Zincaro. movimenti. L'apprendista di Chopin. Musica e magia Heyman. C'è retropassaggio. Effetto Serra. Il Bode, mamma mia, quando devo Può giocare così tentare da la sega. conclusione. Molto buono il dribbling, tiro rivedibile. Sì, Dimostrato Formula 1. intelligenza tattica, cercando di sfondare centralmente. Giocando come sempre Peccato. bene Alamos, infatti sei titolare, hai rubato il posto ad Alerek. Alexandru. Pardo. Gioca una palla lunga. Ancora Picella, quanto meriterebbe il gol a Picella, cazzo. Prova il filtrante. Vai Gervasi meno cappelle Intercetta quest'anno, e comunque sempre opportunamente, classe, visto proprio che la l'azione classe è pericolosa. pura Gervasi, classico difensore alla Nesta, Vuole la profondità. mentre Picella è più sempre tecnico, è più un Paolo Maldini. Heyman, Cerca il tiro da fuori. bello. La palla era Non lo so, all'angolino, WWE mi ha ma il posto portiere ci è fatto. arrivato. Non me l'aspettavo da Alamos, partiva riserva, eppure, c'è Pardo comunque. Beh, se se ne ha Pardo non so cosa succede. Prova un traversone dalla tre quarti. Pardo, Sagnà. Si sta giocando da mezz'ora. Tocco morbido. bravo Mito. Ocio, Palacio ha la possibilità di andare verso la porta. ancora roba nostra. Cerca spazio. Gervasi, Prova il che filtrante. giocatore anche il Gerva. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Mamma mia. Safir Taider. Ottimo Ocio. dai, vuole la profondità. No, nostro gol, Palacio. no, ma che Palacio, gol abbiamo grande preso giocata. qua? Hanno Dopo mostrato dormita grande generale. grinta, carattere. Adesso l'inerzia della partita è tutta dalla loro parte. Scusa, che È gol di andato fino in merda. fondo ed è stato freddissimo sotto porta. Palacio apre il conto dei gol per questa stagione. Brutto gol. Commenta 020. Si Vai. comincia da una situazione di parità. Sono di nuovo Brutto in gol. parità. Sarà interessante vedere se manterranno lo slancio che li ha portati al gol. Siamo proprio Per tornati sulla l'ennesima terra, volta cazzo. subiscono gol nelle fasi finali del primo tempo. Sembra essere diventata una brutta abitudine per lui. Non lo sapevo questo. Fallo No, è anche peccato. piuttosto evidente per la verità. Poteva sicuramente essere ammonito l'arbitro. Ciao preferisce Pirchio, parlarci eccolo su. qua Pirchio, dato in prestito alla Chapecoense. Sì, veramente onto come la merda, veramente Palacio, mamma mia, ontissimo. Pensa alla moglie, che deve stare con Cerca quello là spazio. che è proprio onto come la merda. Che delusione però, non mi aspettavo sto pareggio Cerca la così, eravamo in pieno profondità, sulla controllo, fascia. ma mi stanno subendo adesso. Prova la giocata nello spazio. Palacio! Mamma mia. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un tè caldo, abbiamo assistito a un bello spettacolo. C'è un perfetto equilibrio, entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. Vai, iscrivetevi così portiamo 1-1 sui gli iscritti, dunque alla madonna, è fine di l'unica questa prima crisi del frazione. canale, ma chi se ne frega. E l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Mamma mia. Appoggia il pallone largo con eleganza. Errore di Pardo.
Pardo gli diamo fiducia, però Butta in mezzo. forse è meglio Alerek E come passa. prima riserva. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Brutto l'intervento e adesso inevitabile arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Grande Api. Chi è che fa ste serie? Ma è anche vero però che gli altri non hanno uno zoccolo duro così. Quindi non è neanche colpa loro, poverini. Alice Beck. Alexandro. E Manghei. Ma dici Michelotto, Michelotto è sempre nei nostri cuori, mi dispiace un casino, ma veramente una stagione dalle 1000 delusioni per Michelotto. Gonzalez. È sempre perennemente fuori forma. Quando gioca fa poco. Veramente incredibile. Pallone Poi morbido verso la fascia. Respinta della difesa. siamo anche 1-1, l'avrei messo, se no era una vittoria semplice. Ah, Bode, no dai. Alice Beck sbaglia. Il Bologna non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza, perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità. Non lo so, sono fermo però da settembre a 28.540, cioè, dopo vado su di 3, vado giù di 4, vado su di 4, vado giù di 5, non capisco. Si vede che il mio canale è forse nella blacklist, perché magari è un canale insomma con comunque parole anche un po' non proprio meravigliose, però non è che bestemmio o altre robe. Vai. Attenzione, oddio il rumeno, oddio cosa mi ha inventato il rumeno. No, Bode, lentissimo qua, mamma mia. Adesso mettiamo Barocco, il cui diamo un turno di riposo perché l'ho visto stanco. Dentro dalla distanza, vuole la profondità. Rocco. Anche le facce sono stanche, Infatti Terence si è visto pochissimo. Proviamo Cannistra, perché io credo anche in Cannistra. Sagna. Passaggio sulla destra. Ottima discesa sulla destra. Si libera la grande. Prova il filtrante. Vai, Gonzalez, Bode. di forza. Vediamo Barocco, se è Barocco proprio una Sagna. delle più grandi delusioni. È partito veramente da fenomeno come copia del Cume, il Kylo Ren. Però 1000 delusioni per lo stilista. Vuole la profondità. Se continuiamo così la perdiamo, Può concludere. Grande È mito, stato ma stiamo splendido giocando l'intervento del veramente. portiere. Qui il Veramente. portiere ha tirato giù la saracinesca. Bode. Eyman. Palla giocata alta sulla Ecco fascia. Eyman, prima di salutarci, Sulla fascia, cosa ha è inventato? libero. Anche Terence, regalaci qualcosa. Fallo. Ottimo intervento. Vabbè. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Tanti pareggi però, Vai Daniel, vai Daniel. Cerca Dai spazio. Rocco, dai In Rocco. ottima posizione. No, Tiro da Rocco, dimenticare. no, Messo bene, cazzo. ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Se non segna il Cume non segna nessuno in avanti. Prova la giocata Attenzione. nello spazio. No, magari Intervento, fallo, Fallaccio. calcio di punizione. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Alexandro, pennellala per Rocchetto, dai Rocchetto. C'è il colpo di testa. No, Rocco, niente, c'è Rocco, ormai è entrato in un vortice rocchiano. Dani sta giocando molto molto bene, complimenti. Alexandro, qua è un errore che non ci voleva. Destro. Prova il filtrante. E il portiere la fa sua. Mamma mia. Vai Mito. Gervasi, ma no, niente. Proprio. No, non la beffa atroce. Palacio, non ci credo. Grande giocata. Chiudiamo male sta live con doppietta Sono della stati merda. puniti duramente per quella palla persa in mezzo al campo.
Gli avversari hanno intercettato, sono ripartiti immediatamente. Mamma e sono andati a mia, segnare. sì, Una siamo ripartenza proprio perfetta. tornati bruscamente sulla terra con una sconfitta in casa Palacio realizza orrenda. la sua seconda rete in questa stagione Tutti si sbloccano contro di e noi. così hanno completato la rimonta. Questa è Adesso pesante, devono solo la gestire subiamo la noi situazione. stavolta la rimonta. Senza il cume non si Ha segna, ti tentato prego in tutti i modi di smentitevi. raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Mamma mia, vabbè. Vabbè raga, siamo tornati sulla Prova il terra. traversone. Abbiamo goduto 5 giornate Destro, come dei mette in fenomeni. mezzo, da lontano. Vai Lungo Canistra, passaggio in avanti. vai Canistra, riportaci su un piccolo paradiso. Conclusione. No, ed è... E non No. trova la porta davvero per pochi centimetri. Molto Canistra. ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Sì, me lo ricordo Tinkoff, sì. Maledetto Tinkoff. Beh, direi Era un po' che adesso non il ti vedo, recupero cazzo, del mi sembra, recupero. forse dico a sparare una cagata, può essere. Effettua un cross dalla tre quarti. Grande Api, finisce Si qua, chiude dunque 2-1, la sfida brutta con il sconfitta. fischio dell'arbitro. E così hanno lasciato i 3 punti agli avversari. Non una grande giornata questa. Troppi errori. Alla fine, questo è un risultato Vabbè, che ci può stare. pensiamo alla Si vedeva salvezza dall'inizio prima. Prima che facciamo la 40 sofferenza punti, maggiore poi pensiamo era alla proprio sugli Champions, attacchi all'Europa. centrali. Non sono stati mai capaci 4 e di mezzo chiudere Terence, sì, in Terence maniera mai visto. efficace in quella zona del campo e alla fine hanno Vai. perso la partita. Chiudiamo male alla fine. Palermo vince. Milan vince, il Milan sta risalendo. Venezia 11esimo, 14 punti. Per fortuna che la classifica è cortissima, però il Bologna è messo anche bene, cazzo, in zona Champions per il momento. Va bene, dai, così. Sì, 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 una live devastante, veramente. Una live devastante, grazie a voi, io non c'entro niente. Vediamo la prossima come sarà col Cagliari. Con la squadra di Eima, ragazzi. Si va alla Sardegna Arena dal buon Eima. Chi è? Oddio. Cos'è Api? No! Attenzione da screen, ragazzi. Non ci credo, non ci credo. Apicella, lottatore. Mamma, mai visto addirittura con l'animazione? Deve indossare la fascia da capitano, porca puttana. Eh sì, Apicella guadagna il capitano, me lo toglie. Oh, è giusto. Ragazzi, così, non me l'aspettavo questa. È un po' una botta per il cume, però oh, se questo vuole il campo. Apicella prende il posto. Grande Api, finisce la grande tu. Beh, aspetta però. No, che idea che mi ha dato Eyman. Paul, se io ti mando gli screen dei giocatori come ho fatto quella volta col Palermo, potresti farmeli così? Ah, senza chiamarti la foto, così abbiamo la vera figurina? Se mi dai il via libera lo possiamo fare tranquillamente, Eyman. Ok, perfetto, ma allora facciamo così, piano piano ti faccio gli screen e te li mando. Apicella, su Apicella puoi mettere questa che è bellissima, però mi raccomando lo screen deve essere, come tu ben sai, cioè ritagliato solo la parte del giocatore, quindi senza nient'altro, ecco. Vabbè, Paul, te li mando, facciamo così, perfetto, perfetto, perfetto. Raga, non so che dire, vi ringrazio. Apicella si è preso il capitano anche, ma se lo merita forse sia per il gioco che perché è presidente, perché fa delle donazioni veramente che mi imbarazzano anche. Ehm, Ringrazio Polema per la donazione che veramente non me l'aspettavo. Sei stato fenomenale. Ringrazio Alamos anch'egli, vabbè, insomma. Cazzo sto dicendo, ormai non riesco neanche più a parlare. Mamma mia. Ringrazio anche Alamos per la donazione, grazie tantissimo. Grazie a tutti, Fioi. E niente ragazzi, sogni d'oro a tutti, un bacione, un abbraccio. Domani vado a lavoro veramente col sorriso sulle labbra perché abbiamo fatto veramente una live epica. E grazie Api, grazie.
Però chiaramente non potrò proprio tutte le sere perché sennò veramente torno single. Questa ragazza veramente non voglio essere troppo siamo un po' scaramantico, però può essere veramente quella giusta, quindi è giusto stare un po' con lei anche perché sennò mi incula, e ha anche ragione. Però niente, un abbraccio a tutti, Ayman, comincerò piano piano a mandare gli screen e, e niente, vi voglio bene a tutti, veramente, dal primo all'ultimo, siete veramente... cioè, mi cambiate la giornata in un modo particolare, è bello dopo il lavoro pensare, dai, adesso facciamo una live e speriamo di far bene. Notte a tutti, raga. Un saluto, un abbraccio, Paul. A te mando i screen. Non mi ricordo quella volta te li ho mandati tramite Facebook, quindi te li mando su Facebook, sul tuo profilo ufficiale. Grazie, Api, grazie. I dati li facciamo vedere alla prossima. Adesso è tutto troppo bello per vedere i dati. E poi sono stanchetto, raga. Ciao, Fiori, un abbraccio dal comendone veneziano. Ciao!